parte questo lunedì 5 maggio, un lunedì un po' bruttino direi, perché si presenta proprio un tempo nuvoloso con piogge, state attenti perché hanno chiamato anche l'allerta gialla qui nel Veneto, perciò stiamo un po' attenti perché sapete quando arrivano queste nubifragi, noi si chiama bombe d'acqua, non so, si chiama nubifragi, ma sono altri in modo di ingigantire tutto quello, anche se i nubifragi e nubifragi. Saluto Daniele Pavan, sindaco di Meulo, grazie sindaco di essere qui, assieme a Giorgio Bughetto, presidente Doge e anche presidente di un'altra associazione importante che voi conoscete che adesso vi spiegherà. Però inizierei proprio con Daniele Pavan, sindaco di Meulo. Allora sindaco, questa fragilità del territorio quanto la preoccupa? Parliamo di fragilità sotto tanti punti di vista, perché si parlava di fragilità poco fa, un attimo fa, anche del rischio idrogeologico, ma penso che si stia parlando di fragilità sociale in questo momento. È una situazione molto complicata perché coinvolge diverse fasce d'età e con caratteristiche anche di necessaria professionalità, ognuna a suo modo. Abbiamo un contesto complicato, ogni ente territoriale deve mettersela tutta per lavorare in quella direzione, perché alla fine il tema principale è proprio quello, ogni amministratore locale come missione numero uno deve essere quello di volere il benessere dei propri cittadini. Il benessere dei propri cittadini passa attraverso azioni di coinvolgimento e inclusione sociale da tutti i punti di vista, con le dovute modalità, con le dovute gestioni delle regole e quant'altro, però il tema chiave, è la sfida del periodo, del momento, è una sfida anche molto complicata. Sindaco, quello che sta succedendo e che vediamo tutti i giorni sui giornali, sui telegiornali, questo movimento giovanile fatto di pochi ragazzi, perché alla fine non sono tantissimi, però che riescono a tenere in mano, come dico tutte le mattine, chissà che qualcuno ascolta, cioè non so più come dirlo, forze dell'ordine, sindaci, cittadinanza, questi bulletti che adesso ultimamente poi c'è come il Far West, girano coi coltelli, se non ce l'hanno vanno a casa a prenderlo, escono, ritornano nel luogo dove avevano iniziato la rissa e accoltellano. Il problema è che questi giovanissimi non sanno adoperare queste armi e sono pericolosissimi. Non le sembra, sindaco, lei fa parte di un centrodestra, che forse qualcuno deve decidere di dire basta, non ne possiamo più di questi ragazzini, perché alla fine sono ragazzi, ragazzini, parliamo dai 14, arriviamo ai 22, 24, forse sì, ma forse ci fermiamo più ai 18, ai 20, di dire basta, perché c'è qualcosa nei numeri che non mi torna, pochi rispetto a altri bravissimi, eppure continuano ad alzare l'asticella, tanto qual è il problema? Le leggi che abbiamo di sicuro non ci tutelano, loro lo sanno benissimo, sono più furbi che santi. Cosa dice Sindaco? Sì, tra l'altro in questi giorni appunto abbiamo visto questo omicidio e anche un ragazzo in condizioni gravissime a seguito della rissa in discoteca a Castelfranco, quindi sono cose che anche toccano vicinissimo, non a caso. Poco tempo fa è accaduto anche in centro a Treviso, insomma sono realtà che fino a poco tempo fa si sentivano lontane dalla metropoli, perché questo accade da diverso tempo nelle grandi città, anche nelle grandi città estere come le capitali, e purtroppo adesso comincia a toccare una zona dove non è mai successo nulla Anche prima. perché non parliamo appunto di grandi città, di metropoli, Castelfranco, cioè... Castelfranco, ma comunque sempre una periferia che si allarga sempre di più e abbraccia anche piccoli centri, piccoli comuni. Anche nel mio comune non era mai successo che accadessero delle spaccate, no? Dei particolari atti proprio vandalici tipici della periferia metropolitana. Questo fenomeno è dilagante, dal mio punto di vista, ecco, non aiuta di certo la situazione, diciamo così, di isolamento che parte proprio dall'età preadolescenziale di tanti ragazzi che non riescono più a essere all'interno di un gruppo, di una condivisione di idee, di confronto e accompagnamento. Io vedo questa forte differenza rispetto alla mia generazione,
generazione dove la necessità di trovarsi fin da piccoli tra amici a giocare, a discutere, a divertirsi, anche a litigare, no? Ma a fare esperienze di vita vere e proprie dal punto di vista sostanziale, cominciano a mancare sempre di più. E insieme a questo c'è, a mio parere, questa situazione di, diciamo, di continua autorizzazione a poter fare qualunque cosa e non mai sbattersi addosso alla realtà dei fatti e della realtà della vita. Quindi spesso e volentieri capita che la gestione della negazione di fronte a una propria volontà fa scatenare dentro sé certi atteggiamenti di ira che per il semplice fatto che non lo sanno gestire perché non l'hanno mai vissuto. Cioè il famoso no di fronte a determinate condizioni che un bambino, un ragazzino, un ragazzo si trova a dover avere a che fare, dovrebbe trovarsi a dover a che fare sempre fin dall'inizio della propria vita. Ma io sono genitore e mi rendo conto anch'io la difficoltà nel dire no ai propri figli, ma come anche ora ognuno possiede il diritto di poter contestare qualunque cosa e venirne fuori a capo, perché contestare il voto dell'insegnante significa in qualche modo non accettare quel no di fronte al tuo operato. Se cresco con questo tipo di educazione è normale che poi a un certo punto, di fronte a un impatto forte che non riesco più a gestire, mi possano partire determinati atteggiamenti che sono incontrollabili. Non lo dico io, lo dicono in modo molto più articolato e più professionale anche gli psicologi, psichiatri, però effettivamente questo stacco rispetto ad altre generazioni dove c'erano delle regole e quelle erano punto, probabilmente è il principale responsabile di quello che sta accadendo adesso nell'evoluzione dell'adolescente e nei momenti appunto più critici della vita che tutti quanti noi incontriamo. Sentiamo Giorgio Bughetto, cosa ne pensi? Tu invece che hai fatto della cultura, della storia, anche delle nostre tradizioni un punto di riferimento per tante persone qui a Treviso, fai delle mostre bellissime che adesso spieghiamo. L'ultima ad esempio è quella del fumetto, per ciò che coinvolge specialmente i giovani. Noi abbiamo visto i numeri anche con Treviso Comics, tanto è vero che la stanno copiando anche in altre realtà, in altre città importanti. Eppure i giovani li vediamo, ma sono quelli belli, quelli che frequentano. Ecco, queste iniziative, perché non possono dire che non ci sono iniziative. Il problema è che molti frequentano, pochi no, e quei pochi riescono a tenere in pugno tutta la nostra società. Prego. Infatti a noi ci insegnavano, quando eravamo giovani, i valori. I valori che avevano naturalmente anche i nostri padri, che avevano i nostri nonni. Allora io avevo pensato a un discorso, qua bisogna rieducare anche le famiglie, perché i giovani che sono appunto in questa condizione sicuramente hanno un lasco molto importante anche sulle famiglie che gli concedono molte cose, perché troviamo giovani che sono in giro alle 2-3 di notte, anche alle 4, alle 4 che una volta non ti lasciavano di sicuro andare in giro a quell'ora perché eri controllato. Quindi partendo da una rieducazione delle famiglie, una rieducazione sana naturalmente, e poi rieducare i figli. Quindi cosa vuol dire? Nelle associazioni, a dare una mano alle persone, nei campi se serve. Quindi portare queste persone a capire cosa vuol dire lavorare e cosa vogliono dire i valori effettivi. Poi, quando si sono passati questi 3-4 mesi di rieducare in questa maniera qua, portarli ad ascoltare magari qualche sgassolano, qualche ex detenuto che può spiegare loro cos'è la prigione, perché questi non si rendono conto che vendono le loro vite alla fine facendo queste bravate, perché pensano che tutto sia possibile e tutto sia lecito, mentre queste cose qua non sono possibili, non è lecito, perché io dico sempre tu devi rispettare le persone e loro ti rispettano, ma se tu fai, anche perché io ho avuto anche là in piazza Pio X mi è capitato anni fa, ho avuto di questi bulletti, ma quando li metti a posto subito hai un atteggiamento più duro di loro, si squagliano.
Sì, però il problema è che sono morti 3 ragazzi con questa Porsche che girava per il paese, l'abbiamo sentito, a velocità elevatissima, però nessuno li ha fermati, anche qua sindaco, perché non era solo quel giorno, c'era questa macchina che girava, ma anche voi, con i vigili che avete, con le cioè non è che potete stare 24 ore su 24 a guardare le macchine che passano, a che velocità vanno. Ci dovrebbe essere, secondo me, qualcos'altro che dovrebbe essere impiegato per fare la sicurezza del cittadino. E io penso che gli eserciti, invece di tenerli, quelli che abbiamo, sa sindaco, quelli, perché alla fine devono solo controllare, non è che devono usare i mitra o chissà quale arma, controllare questo territorio, perché non se ne può veramente più. Ma come si fa a perdere 3 vittime, 3 ragazzini, perché stiamo parlando di 3, perché questo lavorava, alla fine era figlio di un uomo che aveva un'azienda agricola, il papà perciò lavorava, magari bravi ragazzi, non so cosa vuol dire bravo ragazzo se poi vai via 200 all'ora con 2 creature a fianco, cioè non so dove arriva il bravo e dove finisce. Capisce sindaco, cosa si può fare secondo lei proprio per arginare, perché tra furti ed omicidi, tentati omicidi, stupri, non ne possiamo veramente più. Allora c'è un discorso di prevenzione e che passa attraverso tutto un percorso molto articolato, incontrando i giovani nelle loro occasioni, quindi a partire dalle scuole e a seguire, e c'è un discorso di repressione. Se dovessi in questo momento vedere quale delle due è più lacunoso, è il discorso di repressione, ma lo dico apertamente perché non ci sono i mezzi e le leggi che riescono a fare la vera repressione quando serve. È giorno di questi giorni, alla fine, che se ne parla tantissimo anche del problema, diciamo, di quegli autovelox non omologati, che sono praticamente tutti gli autovelox d'Italia, no? Oggi il problema che sta alla base è che ormai si antepone il diritto a far ricorso rispetto al dovere di osservare le regole. E torniamo al discorso che facevo prima: se siamo condizionati da un sistema dove qualunque cosa tu faccia, tanto in qualche modo ne vieni fuori, è facile poi essere indotti a delinquere, a superare i limiti, tanto alla fine mica mi ritirano la patente perché faccio ricorso e l'autovelox sarà sicuramente non omologato, quindi lo vinco. Quindi mi sento comunque libero di fare qualunque cosa. È chiaro che se dietro non c'è neanche la prevenzione, nel mio senso etico, da guidatore non mi rendo conto del pericolo che sto creando in questo momento, quindi ci vuole tutto un lavoro alle spalle per far crescere comunque chi è alla guida con una consapevolezza del fatto che se c'è un limite, quel limite è calcolato sulla base di determinati dati della strada e non perché qualcuno se li inventa per fare le multe. Però allo stesso tempo gli stessi anche nostri agenti di polizia locale in questo momento sono in difficoltà a dover fermare un'auto, perché nel momento in cui gli si contesta l'alta velocità, questo potenzialmente diventa un ricorso che poi viene portato al giudice, che ultimamente dà ragione all'automobilista, pur essendo ben al di sotto dal limite. Ma non le sembra, sindaco Pavan, che ci stanno prendendo in giro? Ma come si fa a mettere degli autovelox in tutta Italia, come ha detto lei, e poi accorgersi che non sono omologati? Ma capisce che il messaggio che arriva è devastante? Ma allora le regole per chi valgono? Allora solo per noi, guai se sbagliamo. Cioè mettono gli autovelox in tutta Italia dopo anni, ma non sono omologati. Cioè chi ha fatto questo allora dovrebbe pagare tutte le sanzioni al posto vostro. Aspetti, perché abbiamo Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Avremo da pensare, Mirella, che noi viviamo come una volta, viviamo su questi tempi qua, è vita nostra adesso, è svolta adesso, non 50-60 anni fa. Bisogna che se ne vogliamo su quello che succede a cuore, anche a me da domani, una volta non esisteva, perché il primo pensiero da 10 anni era quello di andare a lavorare per comprarsi un paio di scarpe, per dire. Adesso il mondo si è cambiato, i fiori di altre esigenze e mi buetti, perché questi delinquenti, perché per fare un altro con 3 corteai, non ti sei un buetto. Che se leggi, ti va punire, no poaretti, i fiori, no. Mi sei fiori, i sacri che fa. Ma di cosa stiamo a parlare?
bisogna punirli secondo la legge, che se la legge, ma dopo non va più in galera nessuno. Il colpa sono pare insomma capa 7 anni, i politici va tutti da grata, neanche in prigione, in immunità, e vogliamo punirti. Bisogna che se diamo una regola, Mirella, vive la sua vita di adesso, una volta i psicologi, ma i psicologi, una volta che aveva 8, 10, 12 fiori, la mamma era diventata matta, non gli serviva il psicologo, non ne era uno estorto. Cosa vuol dire, Mirella? Che c'è massa opulenza, massa di tutto, di lavoro non si parla più, si parla solo 16 milioni se andare in ferie, altri 15 che via, bisogna lavorare, bisogna, la vita è un'altra, non sei che ti fa vedere i politici che ora sta massa che viene, e la vita è dura per chi che lavora. Cara Mirella, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Ciao, grazie Mirella. caro Rinaldo, come sente Sindaco forse alzano l'asticella perché sanno che tanto il problema non esiste e soprattutto non si rendono conto di quello che può succedere, perché adesso non paghi, ma se continui a 18 anni le paghi tutte. Certo. E penso che andare in carcere con gli esempi che abbiamo e si sentono non sia la cosa migliore, ma proprio non si rendono conto, però bisogna in qualche modo fermarli. Prego Sindaco. Il signore che è intervenuto poco fa al telefono ha detto una frase chiarissima però, che è quella, non è più come una volta. Non è più come una volta, consideriamo che ci sono classi oggi alle scuole dove l'80% sono figli di immigrati con esigenze educative diverse, dobbiamo ammetterlo, rispetto a chi invece è un locale, diciamo, no? Ma nella semplice gestione dell'insegnamento dell'italiano rispetto ad altri è chiaramente un problema per l'insegnante nuovo che si presenta e che amplifica la difficoltà che c'è già nell'evoluzione generazionale. Queste cose si devono tener conto e purtroppo ancora oggi non siamo preparati, perché non è questione di puntare il dito contro gli immigrati, attenzione, ma dobbiamo essere anche consapevoli dei numeri che ci sono. E anche i figli di seconda generazione, come si dice, comunque rientrano nella statistica anche della delinquenza e non in proporzione della loro presenza sulla cittadinanza, ma in proporzione più alta. Ecco, queste cose devono far riflettere anche da questo punto di vista. Dal mio punto di vista c'è un fallimento qua nella gestione dell'immigrazione, non possiamo nasconderlo, ed è un problema serio che ad oggi non siamo ancora in grado di governare con una certa sicurezza. Quindi è vero che le cose sono cambiate notevolmente, bisogna prendere dei correttivi. Ma senta Sindaco, invece di fare tutto sto popò di ambaradan con burocrazia, se li mettessimo a lavorare subito, no? Visto che abbiamo bisogno di lavoro. Cioè penso che siccome vengono pagate le cooperative, perché i soldi non vanno a loro, vanno alle cooperative e sono pagate, invece di fare tanti giri strani che anni per li mettiamo a lavorare subito, così non li vediamo per le strade, fanno un bene alla comunità. Perché mi sembra che qualcuno qui giri l'ostacolo proprio per impedire che venga questo. E abbiamo bisogno anche di forza lavoro, perché noi giovani non li abbiamo, ricordatevi, non li abbiamo. Prego. C'è tanta di quell'erba da tagliare solo nel mio comune, ecco, appunto, che impiegheremo tantissimi ragazzi in tutta la stagione estiva, ma veramente, e questo si può fare, a mio parere. Bravo. Si può fare. Cioè, no, e invece non è, anche voi non potete farlo. Invece noi ovviamente finché ci dobbiamo adeguare alle leggi. Col colore giusto, perché adesso hai 4 colori di cartellini, finché non ti dà quello giusto, sì, stai là fermo, i muscoli che sei così, perché vengono da zone veramente dove là per bere un bicchiere d'acqua devono fare chilometri, perciò capite che c'è qualcuno forse che non si decide a fare quello che abbiamo bisogno, lavorare. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al sindaco e buongiorno anche all'altro ospite, non mi ricordo il nome. Bughetto, Giorgio Bughetto. È ok. Allora, a proposito di valori, attenzione, ascoltatemi bene anche il sindaco e anche il signor Bughetto. Allora, io ho visto l'altro giorno, o ieri, adesso non mi ricordo, un articolo che mi ha fatto non rabbrividire di più. Allora, come può una scuola di Treviso, parlo, ad andare in gita a portare i bambini in una moschea, che poi i bambini purtroppo si sono accovacciati all'imam? Questa secondo voi non è sottomissione?
sta roba qui? Perché non portano i bambini musulmani nella nostra chiesa? Non lo faranno mai, non vengono, non si abbassano quelle persone lì. È palese e chiaro che un po' alla volta, pian pianino, l'Italia si abbasserà all'Islam, e questo è un brutto segnale per conto mio, perché da che mondo è mondo il nostro paese è cristiano, non è musulmano. Io adesso aspetterei le risposte del sindaco e anche dell'altro ospite. Datemi una chiarezza, ok? Grazie, buona giornata, ciao Mirella. Grazie, allora iniziamo dal sindaco. Non c'è tanto da far chiarezza, le foto sono chiare. Noi, signori, dobbiamo renderci conto che il politicamente corretto, oggi come oggi, non va bene. Il rispetto delle minoranze non deve essere costruito con questi atteggiamenti, perché queste sono semplici provocazioni che fanno rabbrividire, hanno fatto rabbrividire anche a me, io non credevo a questa notizia, pensavo fosse una fake, però in realtà è accaduto veramente. Ora, il Ministro si è già attivato per fare delle opportune verifiche sulla scuola, su cosa è accaduto perfettamente. Non devono accadere queste cose, molto semplicemente, questa è la mia opinione. E con questo buonismo nei confronti di determinate minoranze di partecipazione sulla nostra cittadinanza, si rischiano di fare queste uscite fuori luogo, perché non serve a nulla neanche dal punto di vista dell'integrazione questo tipo di atteggiamento, è completamente sbagliato. Giorgio? Allora, io sono sempre dell'opinione paese tuo, leggi che trovi. Quindi qua abbiamo delle leggi, abbiamo una religione e loro si devono adattare. Se non gli comoda, se ne vanno. Io sono abbastanza diretto, perché appunto qui abbiamo il cristianesimo, loro hanno naturalmente la loro fede, come tante altre fedi che ci sono naturalmente, però devono rispettare le leggi nostre. E quindi di conseguenza, se le rispettano con la legge nostra, io sono sempre provato il discorso di dire che quando vengono qua devono imparare intanto l'italiano, e ne trovi pochi che sanno l'italiano, soprattutto cinesi o quant'altro. Devono imparare l'italiano, la Costituzione italiana, le leggi italiane e la storia di dove sono, perché altrimenti non gli resta niente, non hanno niente in mano. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Un saluto ai tuoi ospiti. Ciao. Volevo chiedere, il giudice che dà sempre ragione all'automobilista anche quando fa ricorso? Ecco, volevo sapere questo, grazie. Allora, il giudice dà sempre ragione all'automobilista anche quando fa ricorso, oppure? Sindaco? Diciamo che con questa linea che è stata presa dalla giurisprudenza a seguito di 3 sentenze della Cassazione che hanno accolto i ricorsi degli automobilisti, ora tutti i giudici di pace, perché il ricorso prevalentemente viene presentato al giudice di pace da parte dell'automobilista, viene accolto. Questo lo dico per quanto riguarda il mio caso, che ha a che fare col giudice di pace di San Donato di Piave, che fin tanto che non c'è stata un allineamento chiaro da parte della giurisprudenza, e questo significa intorno a fine dicembre 2024, i ricorsi venivano respinti. Oggi noi abbiamo ricorsi in ballo, e quelli precedenti nei primi mesi dell'anno 2025 sono tutti quanti stati accolti, per cui il capovolgimento, diciamo, della situazione anche nel nostro caso è accaduto. Mi aspetto che ormai la linea sia questa, fin tanto che non ci sia la sistemazione di questa incertezza legislativa, che ricordo esserci da 30 anni comunque. Non è una cosa che è nata ieri, esiste da 30 anni, soltanto che nessuno l'ha mai sistemata, questo bisogna dirlo, perché è una proprio discrasia tra termine omologazione e autorizzazione, che lasciato là per tantissimi anni ha creato poi tutta una serie di
distese d'inchiostro della giurisprudenza, no? Che hanno portato poi alla fine a farla spuntare a chi ha continuato imperterrito nei ricorsi fino al livello della Cassazione. Quindi oggi la linea è questa, e quindi un ricorso contro uno strumento che non è omologato viene accolto. Ma io quello che mi domando, Sindaco, ma è il problema l'autovelox non omologato che ha funzionato per anni, o il problema è che la gente non ce la fa più ad arrivare a fine del mese, gli anziani non hanno servizi perché vediamo come siamo presi? Capite che diventa un problema, cioè la moschea, per carità Sindaco, ma è un problema che il ministro si muova perché dei bambini della materna sono andati nella moschea? Cioè è un problema? È un problema che il bambino non fa sport anche all'asilo, riesce a fare sport quando inizia la quinta elementare? Cioè sono questi i problemi, o si aggira sempre l'angolo per vedere di trovare qualcosa che non esiste? Avete sentito la telefonata? Livio non gliene frega niente perché tanto lui interessa invece l'autovelox. Cioè non è un problema, il problema diventa quando tu lo ingigantisci. Va bene se dai hai fatto sta da preghiera, che poi c'erano 10-15 bambini, ma della materna parlo. Cioè io non riesco a capire quei problemi che abbiamo con l'obesità che abbiamo. Il ministro potrebbe muoversi a vedere se si riesce a fare sport o si riesce a fermare questi giovani che non riusciamo più a capire dove metterli per fermarli. Paola da Castelfranco, vai Paola. Buongiorno a tutti. Vorrei ritornare un momento all'argomento dei bambini della scuola, dell'asilo. Ecco, io prendo questo spunto per precisare a tutti che ci siamo dimenticati il primo comandamento. Non avrai altro Dio fuori di me, dice il primo comandamento della nostra religione. Pertanto è assurdo che apriamo questa porta all'imam, all'Islam, e ci dimentichiamo di quello che è il primo nostro, la prima nostra concezione della religione. Non ho altro da dire, grazie. Buongiorno. Grazie Paola, se tu chiedi alle persone che vanno in chiesa cos'è il primo comandamento e cosa dice, voglio sentire quanti ti rispondono. No, vorrei capire quanti ti rispondono. Cos'è la messa? Sindaco, cosa sia messa? Messa? Cos'è la parola messa? A messa è l'adorazione. L'adorazione di cosa? Dell'Eucaristia. Bughetto, cos'è la messa? Per me è anche un motivo di incontro, perché era anche questa la messa una volta, un motivo di incontro per sentire, per parlare di essere uniti. Questo per me è la messa. Dopo è stata molto cambiata anche quella, il discorso, perché la messa che facevano i nostri genitori o nonni non era la messa che fanno adesso. Io ho paura che si giri l'ostacolo su quelli che sono veramente i problemi di cui dobbiamo parlare. Allora, i bravi ragazzi, Sindaco, che ne abbiamo tantissimi, che fanno buone cose, anche nel mondo del volontariato, e dove ci sono, non vengono minimamente presi in considerazione. Lei vede qualche articolo che parlano di queste realtà, di cosa fanno questi giovani? Noi vediamo solo di quelli che si comportano male. Stop! Quelli che si comportano male, il problema è un colpo il crocifisso, un colpo il presepio. Io ho un banco solidale dal 2010, ho il crocifisso, faccio il presepio, l'albero di Natale, e sì che ho diverse religioni che vengono. Non ne ho trovato uno in 15 anni che abbia contestato il crocifisso, il presepio, che abbia fatto delle supposizioni. Cioè io non riesco veramente a capire se qualcuno si rende conto che i problemi che ha la famiglia italiana, le persone che vivono nel nostro paese sono altri. Vogliamo capirlo, sì o no? O vogliamo sempre spostare l'asticella? Ma il sindaco cosa dice di questo? Ma Bughetto cosa dice? Tutti possono fare le proprie riflessioni, ma non sono i problemi. Noi abbiamo i problemi dei pensionati, dei nostri diversamente giovani che hanno lavorato una vita e che non riescono a sopravvivere con 500 euro, che non riescono a curarsi. Questi sono i problemi che abbiamo. Ma cosa volete che andiamo a vedere a moschea? Perché noi non andiamo a visitare le moschee, no? Perché ci sono le moschee. Capite che non sono io che vivo i problemi, perché io li vivo i problemi che hanno le famiglie, i genitori, i bambini, i ragazzi. Andate a vedere i bambini che vivono in queste famiglie, che occhi hanno e che tristi sono. Andate a vedere cosa succede
succede in queste case, perché anche qua bisognerebbe, quando sento anche qualcuno che dice ma da noi tutto sommato va bene, sì, siamo pieni di banchi alimentari, no, non so sindaco, siamo a Jesolo, hanno aperto un banco alimentare anche a Jesolo, certo, cioè non so se ci rendiamo conto che il pensionato poveretto che va a lavorare una vita, e se stiamo così bene merito di questi che hanno lavorato e che non sono stati pagati e che non gli ha messo i contributi, no che mi siga messo, che qualcuno devia e poi a mettersi i contributi, cioè capite che una volta i contributi non li mettevano e sfruttavano le persone, perché adesso stiamo ritornando a come una volta, Sì, sbaglio Buchetto? È vero, stiamo ritornando a qualcosa che noi ci pagano anche gli italiani, non solo gli extracomunitari o persone che sono qua, 5 euro all'ora, lorde. Quindi come fa uno a sopravvivere a 5 euro l'ora? A fine mese prende 500-600 euro? Come fa? Se paga l'affitto, è il pensionato stesso, perché ha lavorato una vita e adesso col caro vita che c'è non si può neanche permettere più di andare neanche a fare una settimana magari. Neanche a curarsi, prendere le medicine. Infatti questo è il coso che ormai si sta andando verso una sanità a pagamento. Notiamolo bene, perché se vuoi avere qualcosa devi andare a pagamento. Ma chi può permettersi di andare a pagamento da un luminare qua in Italia? Perché non parliamo all'estero che le tariffe sono molto più basse, di tutto. E i denti? Parliamo di denti? Vogliamo parlare di denti, sindaco? Vogliamo parlare Minimo di denti? 7.000, 10.000 euro, 15.000 euro, chi può? Cioè, no. Sì, i problemi sono tanti, però attenzione che ognuno è un problema di quello che abbiamo detto. A partire da quello della scuola, è un problema a livello politico che va gestito, poi c'è il problema del tirare la cassetta a fine mese. No, questo è il grande problema. E questo è quello che uno vive ogni giorno e ci rendiamo conto che è un problema assolutamente. Perché vede, sindaco, è che se uccidono anche il mondo del volontariato, come hanno fatto con le nostre imprese, con gli artigiani, perché li hanno massacrati, hanno tutti evasori, tutti delinquenti che non pagavano le tasse, gente che lavorava 24 ore al giorno per farsi un tocco di casa, qui c'è un delinquente. No, ecco, capite che io non ci sto più e bisogna dire le cose come stanno, sindaco. Qui bisogna che qualcuno cambi questo paese, perché non è possibile che chi lavora rimane povero, anche lavorando si rimane poveri, con 1.000-1.200 euro al mese. Ditemi voi come fa uno a sopravvivere, come fa a sopravvivere? Ma tanto da mangiare il trova, sì grazie che il trova a mangiare via il banco alimentare, certo che il trova, una volta non lo trovava e moria di fame, o toccava suonare il campanello, bussare, vero Bughetto, alle porte per un pezzo di pane, cioè torniamo a quello, pubblicità. Sì.
Ma quanto belli sono questi fumetti. Noi siamo cresciuti con questi, e sì, poi si parlava di morte, di vita, di valore, di onestà, di cattiveria. C'è il buono, il cattivo, ma vinceva sempre il buono, poi invece alla fine vinse il cattivo. Allora, so che c'era Vladimiro in linea, non so se c'è ancora. Vladimiro? No, non c'è, vediamo se poi riprende la linea Vladimiro. Allora, tanta passione, Bughetto, però tanta bellezza di ritornare. Cosa vedi, ecco, quando questi bambini arrivano con i loro genitori, spero che venga anche, ci sono numeri, manco mai, per fortuna. Sì, noi abbiamo una media di 20-30 persone al giorno. Avete capito? Quindi veramente sono rimasto colpito, dopo naturalmente tanti genitori con i bambini, quindi poi i genitori stessi si vedono questi personaggi che ritornano bambini, perché logicamente è sempre un discorso di un ricordo, e poi naturalmente i bambini che hanno i personaggi nuovi, che sono naturalmente quelli giapponesi, i manga, e allora là viene fuori di tutto. Dopo noi abbiamo anche praticamente in esposti parecchi personaggi, io li chiamo pupazzi, diciamo personaggi in plastica che possono essere, e quindi li abbiamo messi in esposizione, e questi ragazzini diventano matti perché vorrebbero che i genitori li comprassero. Quindi dopo noi offriamo naturalmente ai bambini che vengono là in omaggio anche l'album delle figurine. Come reagiscono questi bambini quando tu dai questo album? Perché viene spiegato? Sì, a parte che lo sanno tutto, già, perché certo. cioè, sono più avanti di quello che pensiamo. Logicamente, ma è divertentissimo perché dopo la contentezza che hanno nello sfogliare l'album, quindi ritornare anche naturalmente a fare diciamo collezionismo delle figurine, e quindi c'è tutto un mondo che poi parte naturalmente, che avevamo anche noi con le figurine dei Panini, naturalmente delle figurine del calcio o quant'altro. E quello è un ritorno naturalmente alle vecchie cose che costano poco ma che portano tanto. Perché fai girare la fantasia. Certo. Ecco. Sogni, il sogno. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno agli ospiti. Gli argomenti sono tanti stamattina, Mirella. Purtroppo l'Italia dovrebbe darsi una mossa perché ci sono tantissime cose che non vanno. Io, per quanto riguarda la povertà, io sono d'accordo con te, c'è gente che non arriva a fine mese, neanche a seconda settimana. I pensionati dovrebbero avere una pensione più equa, nel senso che possano almeno pagarsi l'affitto, chi ha l'affitto. Cioè, purtroppo questa è la realtà e bisognerebbe che qualcuno prendesse in mano in maniera forte. Per quanto riguarda la moschea, Mirella, io tantissimi anni fa sono andata a Istanbul e sono entrato in una moschea per curiosità, anche perché era aperta, era al pubblico, era come un museo, mi sono dovuta levare le scarpe e ho rispettato giustamente il luogo dove ero. Però io trovo, scusa Mirella, se dobbiamo guardare allora, è vero, la Costituzione dice che qualsiasi religione è solito discorso, però c'è anche un fatto da dire. Allora cominciamo che il sabato gli ebrei fanno festa, cominciamo gli ortodossi, cominciamo tutte le varie religioni che ci sono, che ne sono una marea. Cosa facciamo? Facciamo tutta la settimana che non si fa scuola. Io quando ero a scuola, alle elementari, mi ricordo che c'era una bambina ebrea e lei usciva quando c'era l'ora di religione e non c'era nessun problema. Allora, noi non siamo un paese come la Francia laico, perché la Francia ha il 3% di cristianità, siamo un paese cattolico, che poi uno sia cattolico al 100%, quelle sono scelte personali, Mirella. C'è gente che non va a messa, però si comporta meglio di quelli che vanno a messa. Non c'è dubbio. Ecco, io conosco delle persone che sono basabanchi, come si diceva una volta e lo dicono ancora adesso, che si comportano poi in maniera arrogante o cattiva nei confronti degli altri senza rispetto. Dunque, io credo che lì sia un discorso personale, al di là della religione. Poi, come ha detto il signor Braghetto, mi pare, io sono d'accordo, perché a un certo punto, se io vado in Africa, in Egitto, io non ci sono mai stata, ma dei miei amici ci sono stati, mio fratello anche, e aveva una catenina con un crocefisso piccolissimo, e quello della guida turistica ha detto è meglio che se lo tolga. Allora, se io vado in Africa devo rispettare le loro usanze, anche loro devono fare qua, perché vedi Mirella,
c'è una parte che si è adeguata, che è moderna, che anche le donne io abito in una zona in centro che vedo tanti musulmani e c'è quello vestito, le donne normali, nel senso moderne, non giovani, però la maggioranza hanno il velo, però il velo è relativo, Mirella. Il discorso è un altro, che quando senti le interviste, perché io guardo tutto, le interviste non è che hanno una bella concezione della donna, Mirella, perché lo sappiamo tutti, i fatti che sentiamo tutti i giorni, i femminicidi, e d'accordo ci sono anche italiani, non ho detto di no, però a un certo punto dicono devi denunciare e poi no, la denuncia non ha un seguito. Allora è logico, non puoi mettere un carabiniere, un vigile o la polizia in ogni casa perché c'è una denuncia, però almeno salvaguardare queste donne. Poi Mirella, c'è molto menefreghismo nel vicino di casa, perché se io l'altra sera ero a casa e ho visto una ragazza col monopattino e, scusa se ti dico, tunisino o marocchino, non lo so, ad ogni modo era uno di loro, che cominciava a dargli schiaffi. Io ho aspettato un attimo, poi lei ha preso il monopattino e è andata via, dunque non li ho più visti, non so dove siano andati. Allora, se rimanevano qua, io chiamavo la polizia, Mirella, perché a un certo punto la violenza io non la voglio. E facevi bene, grazie Sandra, devo andare avanti se no non ce la faccio. Modo, andiamo a vedere questo centauro morto, Meolo, Treviso Mare, poi lo commentiamo con il sindaco, visto che avevamo iniziato questa mattinata, purtroppo, perché bisogna pur parlarne, qualcosa bisogna fare, cioè, non so, ogni settimana quanti ne perdiamo di giovani tra le moto, le macchine, incidenti sul lavoro. Andiamo a vedere. Speriamo passi il discorso. Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti, e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedad Osivcic aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Edelkart. Vedad era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale. Vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato, anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche la stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019 in quel punto esatto dove c'è l'autovelox sono morte 3 persone per incidenti stradali, e da quando invece è stato installato l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quando si parla di gente giovane che va a scuola, hanno la capacità di apprendere in un modo molto più elevato di uno che è più avanti con l'età. E nell'apprensione è stato studiato che nel leggere si apprende il 10% di quello che si legge. Un modo per far apprendere di più i figli ed avere, diciamo così, una popolazione giovane che si comporta meglio è anche investire nello studio, e per investire nello studio io proporrei le gite. Cioè, a Verona abbiamo gli scaligeri, a Firenze abbiamo i Medici, Lorenzo de' Medici. Adesso è praticamente l'Italia ha quasi il 70% dei beni culturali mondiali, ed è solo dando queste esperienze ai giovani con la gita
che si riesce, diciamo così, a dar di più, a riuscire a creare anche degli interessi nei giovani. E io, piuttosto che investire in armi, che è una cosa ignorantissima, io investirei sulle gite. I comuni potrebbero, se hanno degli avanzi, pagare delle gite nella scuola. Io penso che si può cominciare intanto con la gita, poi si potrà vedere anche altri sistemi di insegnamento, ma solo nella lettura ci troviamo con giovani che corrono per le strade e si accoltellano. Buona giornata. Grazie Claudio. Allora Sindaco, come commentiamo? Intanto un abbraccio a questa famiglia che ha perso questa giovane vita, un abbraccio da tutti noi, prego Sindaco. Un abbraccio grande. La comunità è ancora scossa dall'accaduto, nel senso che quando sei un piccolo paese e succedono questi drammi, si crea proprio una situazione assurda, anche la si respira nell'aria, proprio una pesantezza, perché sono drammi grandissimi. Il ragazzo appunto ha avuto un incidente a 32 anni, quindi ha davanti ancora tutta la vita e purtroppo è stato causato ovviamente da questo incidente su una strada altamente trafficata per un periodo tra l'altro dell'anno, dove adesso comincia proprio a riempirsi tantissimo per i flussi che vanno verso le spiagge. Purtroppo se ne contano tanti di questi incidenti nella zona. Ogni giorno si apre il giornale ultimamente e si sente di un incidente, spesso col coinvolgimento di un motociclista. Per cui l'appello è quello di fare tantissima attenzione, soprattutto quando si va in moto, e osservare il codice della strada, perché spesso un sinistro di tale gravità è generato da una serie di cause, non una sola. E basterebbe che magari una di queste non ci fosse per portare a casa lo stesso la pelle. Osservare i limiti di velocità può essere già un elemento determinante per salvare la vita. La distanza di sicurezza. L'attenzione alla guida, le distrazioni, tutti questi aspetti messe assieme generano questa bomba atomica spesso, con il dramma del morto. In alcuni casi una mancata precedenza, ma con un assieme, non una distrazione, piuttosto che l'alta velocità, eccetera, genera sì un incidente, ma non di tale entità. Questo è un ragionamento che faccio ovviamente di ampio respiro. Ieri gli amici si sono ritrovati per un momento di ricordo tra loro, e presto la salma sarà data a disposizione per anche le esequie funebri e quello che sarà, perché al momento era stata ancora trattenuta, perché essendoci un possibile omicidio stradale, in sostanza il magistrato aveva tenuto il sequestro della salma fino a queste ore. Allora, una volta eri Preti che andava come primi a bussare a queste porte. Adesso il sindaco deve fare, visto che Preti non abbiamo più suore anche a manca e scampa anche dai conventi, è il sindaco che ha questo ruolo anche fondamentale, perché è lui che deve bussare a questa porta, incontrare questi familiari, che è un dolore che non passerà mai, perché quando ti muore un figlio è una cosa veramente che non si può neanche descrivere. Una mamma ha detto: Mirella, non si può, bisogna provare per capire quanto dolore, un dolore che non cesserà mai. Ma soprattutto quello che ha detto lei, sindaco, noi dobbiamo imparare a rispettare le regole, non c'è niente da fare. Guardate come quando uscite il mattino, lo dico tutte le mattine, sperando che qualcuno, magari uno, cambi. Cioè non è possibile, velocità, distanza di sicurezza, cinture, telefonino, ma è possibile che non ci rendiamo conto che basta un niente per finire veramente a distruggere la tua vita e quella degli altri. Bughetto, come ci saluta? Vediamo anche la locandina di Bughetto, che veramente questo uomo sta cercando invece di far capire il valore anche dell'informazione corretta, certo, di quella che è una mostra anche che può intrigare i giovani, le famiglie. Prego Bughetto. Sì, noi cerchiamo nel nostro piccolo, insomma, di far capire anche che ci sono tante tipologie di sapere, naturalmente di conoscenza,
e la portiamo a divulgare a tutte le persone che vengono da noi. Infatti, finito questa mostra che è il 5 e 6 per esempio di luglio, noi siamo intenzionati a fare anche un mercato, una mostra mercato sul fumetto con tantissime persone che verranno a esporre. Speriamo anche di portare i cosplayer, che sono naturalmente delle persone che si travestono come i personaggi dei fumetti, e per portare a Treviso, speriamo di avere la piazza anche a disposizione dal comune, di portare a Treviso veramente tanta gioia per bambini, per giovani e per adulti. Guarda Giorgio, per me sei un caro amico, anche perché sei venuto a tutti gli avvenimenti che abbiamo svolto anche a Silea, questo incontro tra le associazioni, e ti ringrazio soprattutto per la passione, l'impegno che ci mette, la dedizione per far capire che questa è cultura, qui respiri cultura nel vero senso della parola, a 360 gradi, perché un colpo la guerra, un colpo la storia di Treviso, un colpo il fumetto, lui veramente ce la sta mettendo tutta. Speriamo che l'amministrazione comunale sia un po' aperta a questi avvenimenti che sta cercando di tenere in piedi Bughetto, perché non cosa semplice e facile da fare. Guardate che non è semplice così. Sindaco, come ci saluta? Vi saluto intanto per ringraziarvi per l'ospitalità e i complimenti anche per la trasmissione, che è sempre una trasmissione ricca di stimoli, di idee, che mi fa piacere esserci. Ecco. Ci lasciamo come tutte le altre volte, noi stiamo in trincea e cerchiamo di fare il meglio per ogni singolo cittadino. Facendo questo siamo sicuri di fare il giusto della nostra missione. Poi chi sta sui livelli superiori ai nostri prova a fare altrettanto, ma noi dobbiamo pensare di lavorare per la nostra cittadinanza. Grazie veramente al sindaco Daniele Pavan, sindaco di Meolo. Bughetto, come ci saluti? Beh, vi saluto aspettando appunto che veniate a trovarci presso la mostra Piazza Pio X a Treviso. Il sindaco ha detto che viene con i suoi figli. E ringrazio sempre Mirella, perché Mirella, se non ci fosse, bisognerebbe mentarla, perché è una di quelle che cerca di fare il massimo per la comunità, è sempre naturalmente in trincea anche lei, perché con la sua associazione lo sa benissimo i problemi che ci sono e li tocca con mano in tutti i sensi, e quindi più di lei penso che non possa gestire queste cose qua, soprattutto anche per farsi conoscere tra noi e associazioni. Passiamo all'ultima telefonata, Adriana da Crocetta, poi saluto gli ospiti. Vai Adriana, veloce. Sì, buongiorno a tutti. Senti Mirella, non si può fare di ogni erba un fascio, sai, perché quelli che prendono 500 euro al mese ritengo che non abbiano mai lavorato, cioè, questo è il discorso. I bambini devono fare ginnastica, però le palestre costano e gli insegnanti costano per questi bambini. Non so io, se non arrivano alla fine del mese, come fanno a mandare i bambini in palestra? Dico io, no, è una cosa, guarda, che questa non mi va, perché vuol dire che non hanno contribuito, non hanno lavorato molto, ossia non hanno versato i contributi. Guardi, io ho lavorato tanti anni, non tantissimi, però mi prendo la mia pensioncina e mi basta, ecco. Va bene, grazie, scusatemi, sapete. Vedi Adriana, tu continui a non capire delle volte quello che dico. Ho detto che ci sono persone che hanno lavorato e che qualcuno non gli ha versato i contributi. Non ho detto che tutti hanno lavorato e non hanno. Ho detto che ci sono delle persone che hanno lavorato, poverette, una vita, e sono state sfortunate perché i datori di lavoro gli hanno messo i contributi e si ritrovano con pensione bassa e non ce la fanno a vivere. Capite quando parlo? Pubblicità. Altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Andreina Fuser, vicepresidente Associazione Italiana Leucemie, AI, questa associazione importantissima che sta cercando veramente di far capire l'importanza anche della prevenzione, ma dell'aiuto soprattutto che viene dato alle persone che vengono colpite da questa malattia. E saluto anche Jonathan Manega, sindaco di Zinella Rovigo. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, provincia di Verona. A Verona, ecco, pensa cosa che mi ha scritto qua, aspetta che cambio. Sindaco, com'è la situazione? Allora, prima avevamo il sindaco di Meolo, un sindaco veramente anche lui nel pezzo, adesso con queste morti sulla strada, questi incidenti, queste famiglie distrutte, bisognerà pure iniziare a fare qualcosa, qua non se ne può più, tutti i giorni noi apriamo tra risse, tra accoltellamenti, tra morti sul lavoro. Cosa dice il sindaco? Cioè si è alzata un po' l'asticella in maniera veramente incredibile, tanta rabbia in giro. Prego sindaco. Sono due tematiche sicuramente importanti, sia quella della sicurezza a livello sociale, dove purtroppo ogni giorno si parla di fatti di cronaca nera, ma anche di risse e accoltellamenti. Abbiamo visto anche il tifoso l'altro giorno accoltellato per motivi futili, perché lo sport sicuramente non rappresenta e non deve essere questo. E stiamo vivendo un momento di difficoltà anche a livello un po' di sicurezza sulla strada. Adesso con l'apertura anche della bella stagione abbiamo già avuto diversi incidenti che purtroppo hanno riguardato motociclisti. Agire su queste tematiche non è semplice nemmeno per noi sindaci. Per quanto riguarda le strade, sicuramente abbiamo tutti quanti delle misure da porre in essere, e anche io come sindaco proprio in queste settimane sto lavorando per iniziare una serie di lavori per rallentare il traffico, soprattutto nei centri vicino alle scuole, e non è semplice però anche per noi, per le difficoltà a livello economico, le difficoltà degli ultimi tempi a trovare personale negli uffici, e le battaglie sono tante. Sono comunque tematiche su cui ogni amministrazione deve porre l'occhio. Per quanto riguarda questi eventi invece a livello sociale di risse e accoltellamenti, io amministro in un comune piccolo, sono 4.900 abitanti, riguardano più che altro magari centri più strutturati, centri cittadini. Noi riusciamo tutto sommato ad avere ancora un controllo abbastanza serio e capillare del nostro territorio, dove invece magari in centri più grossi cittadini, dove abbiamo stazioni di pullman, di treni, in via vai di persone, che crea anche delle difficoltà. Vediamo anche le forze dell'ordine che molto spesso non hanno gli strumenti per agire in modo concreto. Non è una situazione semplice, forse anche una politica sbagliata negli ultimi anni sull'immigrazione clandestina ci ha portato adesso a dover lavorare in una situazione che non è semplice. Molti di questi stranieri regolari non si integrano, e anche per gli amministratori locali diventa difficile attivare un controllo su persone che non sono registrate da nessuna parte, che non hanno documenti e che quindi per i nostri uffici sono dei fantasmi. Abbiamo Gabriella da Mogliano, poi continuiamo. Vai Gabriella, è caduta la linea. Allora, Andreina Fuser, questa associazione invece che veramente rappresenta chi del male diventa veramente quasi amico, perché non nemico, devi combattere assieme, devi resistere, e fanno di tutto per vivere. Poi vediamo queste persone, questi giovani che non si rendono conto della fortuna che hanno di essere sani, di non aver problemi, e incontrano la morte per la loro superficialità alla guida, o la superficialità di qualcun altro che è nella strada. Com'è la situazione, Fuser, della vostra associazione? La nostra associazione è appunto, come lei ben sa, che è un'associazione che si dedica ai pazienti. Vengono presentati dei progetti sempre per quanto riguarda migliorare la loro vita, migliorare la ricerca, e finanziamo diversi progetti, sempre poi valutati prima di approvarli noi come direttivo da un comitato scientifico. Noi siamo anche presenti in punto ristoro dell'ematologia del Cafoncello, siamo un gruppo di volontarie che siamo là ogni giorno dal lunedì al venerdì a preparare qualcosina per loro.
quello che dice, da lunedì al venerdì sono là. Fino a poco tempo fa facevamo anche di sabato e domenica, poi col Covid ci sono stati fatti tante... Anche un calo di volontari? No, quello no, non c'è che ci sia stato calo di volontari, perché noi siamo da parecchio tempo operative e vediamo che sempre con entusiasmo ci andiamo. Ma siete tutte diversamente giovani o ci sono anche giovani? Ci siamo anche... Allora, i giovani purtroppo lavorano e col fatto che siamo presenti durante la settimana non hanno la possibilità di... Qualcuno ha provato prendendosi un giorno di ferie al mese, perché basta anche una volta al mese per chi non può fare di più. Noi siamo sto gruppetto che ci giostriamo tutti i giorni, lì poi c'è la pet therapy, in pediatria, c'è stato fatto... E voi toccate con mano quella che è la realtà di queste malattie veramente importanti. Noi entriamo anche in reparto a vedere se hanno bisogno di un caffè, di qualcosa, siamo lì presenti e se hanno bisogno di fare una parola noi ci siamo, cercando sempre di non invadere il loro privato. Senta Fuser, cosa pensa lei quando lei e le altri volontari, quando vedete questi articoli sui giornali, queste morti per delle stupidaggini, ecco, questi accoltellamenti dove voi toccate in una realtà invece che c'è qualcuno che lotta per vivere, che se la sta mettendo tutta anche con delle terapie veramente invasive e drammatiche. Cosa pensate voi? Ma guardi, pensiamo che sono un po' sfortunati oltre che avere questi caratteri, perché non sono ascoltati forse secondo noi. Non sono ascoltati, non sono seguiti forse. Questi giovani. E dispiace perché sono giovani e hanno la vita rovinata, purtroppo, perché magari per un momento con la compagnia che magari ti dice fai questo, fa quello per provocare certe situazioni, poi succede questo. O per forse bevono anche che troppo. Abbiamo anche la ricerca, la scienza e la tecnologia che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, bisogna dirlo, che tante malattie possono essere curate, ci sono i trapianti, prego. Sì, ci sono i trapianti, c'è il trapianto che ora c'è questo reparto di trapiantologia nato l'anno scorso. Sentite? E ha ottimi risultati da quello che so, ecco, ed è importante anche questo perché guai se non ci fosse la ricerca, guai se non ci fossero questi medici pronti a intervenire o a fare il possibile che le persone stiano bene. Che numeri avete? C'è una popolazione veramente che si ammala giovane? Com'è la situazione? Guardi, da quello che posso vedere io, perché anch'io vado a fare la volontaria in questo punto ristoro che abbiamo da tanti anni, vediamo persone di una certa età, però vediamo anche parecchi giovani. Adesso saperle dire di preciso la percentuale... Ci sono parecchi giovani? Ci sono anche giovani, Più figure femminili o maschili? È un po' misto, Si vedo dei ragazzi, ma vedo anche delle ragazze. Come vivono questa malattia? Come li vede i familiari? Beh, i familiari sono molto provati perché vorrebbero dare la loro vita per i figli, perché questo lo si sa, però ci sono anche persone molto ottimiste che la prendono con filosofia, cioè che la prendono con ottimismo, dicono è un percorso che devo fare. Inizialmente sono magari disperati perché è normale, capitasse a me la stessa cosa. E poi poi si affidano ai medici, perché sono tutti medici molto bravi, molto preparati. Quanto importante è accettare la malattia però accompagnati dal mondo del volontariato, Andreina? Penso che sia importante perché noi siamo lì per loro e se hanno bisogno di fare qualche parola, vedo che ci ringraziano continuamente e questo è una grande cosa per noi volontari, essere ringraziati, è come prendere un premio. Sono confidenziali con voi che con i familiari? Ma ci vuole un po' di tempo prima che entrino, che si fidino anche di noi, però col fatto che siamo là, ci vedono settimana dopo settimana perché siamo le stesse persone che girano. E allora fa sì che un po' alla volta si approcciano anche noi ascoltiamo. Avete capito l'importanza dell'ascolto, tenere queste mani, ascoltare queste persone che hanno bisogno di un conforto psicologico più che altro, il resto c'è il medico, c'è il ci sono i medici, sono tutte queste persone preparate che accompagnano. Però Sindaco, prima si parlava di autovelox che non erano omologati e adesso i sindaci
sindaci stanno passando le pene dell'inferno, ma non sarebbe da far pagare a chi ha firmato per mettere questi autovelox omologati, invece di dare la colpa ai sindaci che dovevano, adesso devono pagare gli sbagli che ha fatto qualcun altro? Cioè non è sempre questo passare il cerino a chi non ha colpa invece di far pagare chi ha colpa, sindaco? Beh, è una situazione, ho letto anch'io un articolo questa mattina riguardante la tematica dei velox che purtroppo tiene banco da diverso tempo. E noi nel nostro comune al momento non ne abbiamo, se non quelli fatti dalla polizia locale in occasione di alcuni momenti, ma che vengono fatti appunto con il presidio delle forze dell'ordine, e quindi solo in alcuni momenti della settimana e in alcune strade. Non ritengo mai che sia giusto che qualcuno debba pagare per l'errore di altri. Sono sicuro che alla fine si riuscirà, secondo me, a trovare la soluzione giusta negli interessi di tutti e anche per la tutela di chi magari si è trovato ad amministrare dovendo gestire delle situazioni che non ricadono nelle sue responsabilità, ma che si è già trovato a cose fatte. Questo è il pensiero che voglio esprimere sulla tematica. Sicuramente però anche lì il Ministero di competenza deve emanare delle normative di riferimento precise e inequivocabili che possano dare una linea guida sicura e diretta anche per gli amministratori nel momento in cui devono andare a compiere delle scelte. Sindaco, e questi giovani come li vede, questa situazione che sta sfuggendo di mano a molti sindaci, alle forze dell'ordine, questi giovani che alzano di più l'asticella e che tengono in pugno tutta la comunità, secondo lei cosa si potrebbe fare? Perché rispetto a quelli bravi sono pochi, però nessuno si decide a fermarli, eppure la possibilità ci sarebbe di fermarli. Prego sindaco, lei è anche un sindaco giovane. Sì, io sono giovane, ho 28 anni e quindi posso parlare di queste tematiche anche in maniera abbastanza concreta. Io credo che rispetto ad una volta ci sia un po' una perdita di valori e una mancanza di educazione che sta alla base. Il problema non solo sono i ragazzi, tante volte lo sono anche i genitori che per partito preso difendono i loro figli in qualunque situazione. Questo è sbagliato e crea dei problemi, dei comportamenti che poi si vedono nelle scuole, nelle piazze, nelle feste. Però la perdita di valori a cui stiamo assistendo negli ultimi 20-30 anni è impressionante. Una volta il rispetto per la persona più adulta, per le istituzioni, per le divise era un qualcosa che veniva insegnato sia a casa che nelle scuole di qualunque ordine e grado. E purtroppo ritengo che un altro problema siano i social. Nei social si vedono degli esempi negativi, persone che credono che con le cose semplici si possa fare la bella vita o che qualsiasi errore resti impunito, e di conseguenza molti giovani prendono spunto da appunto questi esempi negativi e si comportano di conseguenza. Abbiamo bisogno di tornare ad un livello di educazione civica, di insegnamento anche più ferreo nelle scuole per tramandare quelli che sono i valori del nostro paese, sia da un punto di vista laico ma anche da un punto di vista cristiano, che è pur sempre la religione dell'Italia e che rappresenta la nostra storia. Lei fa parte del partito della Lega o sbaglio, sindaco? Sì, io sono un leghista. Allora voi avete sia il ministro Piantedosi, che veramente dovrebbe fare squadra anche con il ministro Nordio, perché io ho visto anche il sindaco di Treviso Mario Conto che ha chiesto aiuto a queste due figure, perché anche a Treviso qualcuno sta alzando sempre di più l'asticella. Secondo lei non sarebbe tempo che la politica, quella che può fare, battesse un colpo e facesse capire che le regole vanno rispettate in qualche maniera? Perché qui non ne andiamo fuori, perché la legge tutela. I carceri sono pieni, non si può più neanche pensare di riempirli ancora di più. Secondo lei, sindaco, sarebbe ora di fare, visto che i valori non ci sono più, di far capire, allora non rispetti i valori e ti faccio fare qualcos'altro di importante
importante, ad esempio lavorare, ma lavorare veramente, non portare la borsa o portare la nonna a spasso con la sedia a rotelle, per carità va bene anche quello, però ci sono lavori e lavori. Cosa dice il sindaco invece di fare tanti giri di parole, prenderli e iniziare a farli lavorare severamente e dopo eventualmente chi veramente delinque anche in maniera molto importante, ecco, rientrare alla sera, però durante il giorno tu lavori, fai un bene alla comunità? Sicuramente il lavoro, anche da un punto di vista sociale, può aiutare a integrare o a far capire a chi ha sbagliato quello che non si deve più fare. Per quanto riguarda i ministri che lei ha precedentemente nominato, ritengo e sono d'accordo, come ha detto lei, che serva utilizzare in questo momento storico un pugno più duro. Per quanto riguarda le carceri abbiamo diversi problemi di sovraffollamento, e dove abbiamo comunque la maggior parte persone straniere, molto spesso anche irregolari, e per quanto riguarda l'aspetto della giustizia abbiamo bisogno di pene certe, severe, di tempi stretti. Non possiamo pensare che un processo in Italia debba durare anni e anni senza nemmeno magari dare delle risposte concrete alle persone che vengono deliberatamente lese di un suo diritto. Fare queste riforme però richiede tempo, richiede un impegno e uno sforzo politico non indifferente, perché purtroppo altre forze politiche non del nostro orientamento cercano di ostacolare qualunque sia la scelta, anche se questa è una scelta di buon senso e non è semplice. Io ho fiducia in questo governo e ritengo che riuscirà a dare le risposte che gli italiani meritano e per cui hanno appunto dato fiducia alla coalizione di centrodestra nel 2022. Allora, Andreina Fusar, vedevo che lei annuiva e faceva sì con la testa quando io facevo delle proposte al sindaco per far capire che in attesa che si venga a modificare quelle che sono anche le normative, facciamoli lavorare. Ecco, io penso, sindaco, e lo dico anche a Andreina, che come hanno fatto col Ponte Morandi, che hanno superato la burocrazia perché dove vogliono la superano, forse dovrebbero superare anche questi ostacoli perché hanno il potere di farlo. Perché noi se aspettiamo che la politica arrivi con le leggi, con le normative, hai voglia, adesso siamo anche in campagna elettorale, ecco, non si riesce a trovare un buco secco perché sono tutti in campagna elettorale, vai a ricevere risposte in questo momento e vedrai cosa succede negli uffici. Andreina, cosa dice? Ma io sarei d'accordo anche perché aiutano anche a essere impegnati, attivi, perché magari a lavorare, sì, esatto, ci sono tante cosine che si possono fare. Fanno del bene alla comunità, aiutano gli amministratori che sono con l'acqua alla gola. Appunto, sono d'accordissimo con questo sistema di poterli fare lavorare in modo che si sentano che così magari gli passano anche certe idee per la testa. Anche perché nella Costituzione si dice che il lavoro dà dignità all'uomo, perciò noi daremo anche dignità. Sindaco, cosa dice? Non sarebbe tempo veramente di agire invece solo di parlare, perché qui tanti discorsi, stati generali, che poi alla fine non ho capito cosa sono stati generali, se 40 anni che sento stati generali e invece di migliorare peggioriamo. Secondo lei non sarebbe il momento che la politica agisca nella maniera che può, perché nella stanza dei bottoni ci sono i partiti, cioè anche il suo partito, anche con poltrone veramente importanti, beh, non se ne può più, qui sta passando un messaggio di paura che è devastante. Io continuo a dire che non è così, che non bisogna aver paura, che bisogna uscire, però ragazzi, i messaggi che stanno passando anche ieri e l'altro ieri nei telegiornali, cioè non è che sia una cosa semplice e facile. Prego. Ribadisco, come ho detto poc'anzi, il governo ha il dovere di dare delle risposte. Sulla tematica della sicurezza è una delle più importanti, su cui anche il nostro movimento politico ha sempre spinto in maniera preponderante e forte. E anche io come sindaco ho messo in atto nel mio comune alcune attività per migliorare la sicurezza attraverso azioni di sicurezza integrata come il controllo serale con le associazioni carabinieri, piuttosto che il controllo di vicinato e l'installazione di nuovi punti di videosorveglianza per aumentare quello che è il senso di sicurezza a livello comunale. A livello governativo la questione è più complicata perché lì si va ad agire su tutto il territorio nazionale
e di conseguenza lo vediamo quelle che sono anche l'iter, le procedure per l'approvazione di decreti leggi piuttosto che decreti legislativi, che sono lunghe, richiedono tempo, richiedono anche una concertazione tra i movimenti che devono essere d'accordo, perché anche all'interno dello stesso movimento politico ci possono essere anime diverse e pensieri diversi, e mettere tutti d'accordo nel momento in cui si va a votare in aula non è sempre immediato e semplice. Sono d'accordo però sul fatto che abbiamo bisogno di un inasprimento delle pene, abbiamo bisogno di tempi più brevi, di far capire che in Italia, che l'Italia non è più il luogo dove chi vuole fare o pensa di fare quello che vuole possa trovare spazio o ascolto. Addirittura noi abbiamo degli esempi negativi di personaggi che si credono al di sopra delle parti, che vanno in televisione a testimoniare il fatto che possono fare quello che vogliono, che parlano in maniera sbagliata. L'Italia non deve essere più questo tipo di paese, ma deve far capire che solo chi rispetta le regole, chi rispetta gli altri e i valori del nostro territorio può trovare un aiuto, può trovare della comprensione, mentre chi si rifiuta di farlo è liberissimo di andare da un'altra parte. Questo parlo per i cittadini stranieri che vengono qui molto spesso credendo di poter fare quello che vogliono. Per quanto riguarda invece i nostri concittadini, quindi i ragazzi italiani, c'è bisogno di un recupero di valori, c'è bisogno di intraprendere azioni a livello scolastico, c'è bisogno di tornare, soprattutto anche nelle comunità più piccole dove magari può essere anche più facile riunire giovani, a fare attività, a far sì che le istituzioni incontrino i giovani e mettano in piedi delle azioni collettive per sensibilizzarli nel rispetto degli anziani, nel rispetto delle divise e anche nel volontariato. Mi fa piacere avere qui la vicepresidente dell'AI, perché io per motivi anche personali conosco bene la malattia di cui si parla, e con la mia famiglia abbiamo intrapreso anche delle azioni di volontariato come la vendita delle uova di Pasqua. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Vado a scheggia. Faccio un solo esempio. Gli stipendi che diminuisce, non cresce, il potere di acquisto a partire da un certo anno in poi continua a calare. È passato tanti anni, è stato fatto in Italia tutti i tipi possibili di governo, anche 5 Stelle e Lega che ha fatto un governo, cioè tutte le forze politiche e le istituzioni che approvavano tutte le forme del governo, nessuna è riuscita a fermare il calo del potere di acquisto degli stipendi, nessun partito. Cosa assistiamo adesso? Che qui da una parte il centro-sinistra accusa questo governo che ormai da 3 anni che al potere non riesce, quei altri che risponde, puoi immaginare, ma voi altri ci sta 10 anni al governo, c'è tutti e due che hanno ragione, perché questa cosa dimostra, ma che ci sono anche 1000 altri esempi, che in Italia purtroppo la classe politica, i partiti, le persone, ma anche le istituzioni, non è capace di governare e portare il benessere alle persone. E purtroppo il volontariato, che è una cosa bellissima, non basta a fare questo. Purtroppo sta capitando un nuovo fenomeno, cioè che a fianco del fatto che la gente non va più a votare, cosa vado a votare a fare se questi qua, per esempio, il pensiero di portare i bambini a moschea, proprio per dire, o anche altri, oppure persone che va a votare ma vota per i partiti di protesta, i populisti, che in Europa, perché non è questione d'Italia, è d'Europa, no? È di destra. Ecco, se ne aggiunge un altro fenomeno, che qua in Italia è portato avanti furbescamente, che gli italiani, no? A livello di misura di persona, che se è un politico che non pescato, vi farà uno a dire questa cosa va e lo eliminiamo. No, e comincia a essere una questione di sistema, cioè in Germania sta mettendo fuori legge un partito, Nicola FD non ha nulla a spartire, ma sta mettendo fuori legge un partito, stessa cosa sta provando qua Le Pen in Francia, in Romania uguale, che aveva avuto un buon risultato un candidato messo fuori legge perché è spalle a Russia. Quello che sta venendo adesso, che ha preso ancora più voti, già sta come dire, uscendo delle notizie, novità che adesso qua sarà annullare le elezioni. Cosa voglio dire? E chiudo. Se ti metti fuori legge la FD, non è che dopo 2 secondi gli stipendi ricomincia a aumentare o le rette delle RSA comincia a diminuire o le fabbriche comincia ad assumere più gente.
la situazione sociale rimane brutta come che era prima. Purtroppo che sia un altro effetto, e chiudo, che la gente comincia a vedere che la democrazia, che doveva essere il sistema che consentiva a ogni cittadino qualsiasi insieme ad altri di poter intervenire nella politica e nella buona gestione delle cose, cominciano a essere molto più democrazia se mette fuori legge i partiti che non vi fa piacere, o come la von der Leyen sul riarmo cerca di scivolare ed evitare il Parlamento per imporre delle decisioni. Non solo, ma la gente, come che sta vedendo in Romania, non si fa intimidire, anzi si incassa. Molto chiaro Vladimiro, molto chiaro, grazie. Molto chiaro Vladimiro, sentiamo il sindaco come risponde, come commenta, prego. Che c'è della disaffezione della politica a causa anche di governi che negli anni non hanno dato le risposte che i cittadini cercano è sicuramente vero. Per quanto riguarda l'aumento degli stipendi se ne parla da tanti anni e non posso negare che anche gli servono delle risposte concrete. Abbiamo però secondo me anche un altro problema quando si parla di capacità di governo, di capacità di prendere decisioni, di incidere. Abbiamo anche bisogno di leggi elettorali che consentano ai vincitori di poter governare con i numeri. In Italia purtroppo abbiamo anche avuto delle leggi elettorali che non sempre hanno permesso ai governi di trovare il modo di governare, amministrare e di portare avanti quello che è il loro programma, perché se nel momento in cui vieni eletto hai bisogno anche degli altri partiti per ottenere la maggioranza, perché altrimenti non riesci a prendere decisioni e di conseguenza devi arrivare a degli accordi con forze politiche che magari non sempre sono della tua stessa linea, questo ti manda in difficoltà, ti fa perdere tempo e non ti permette di incidere e di prendere quelle decisioni che altrimenti avresti potuto mettere in atto per migliorare nel modo in cui un partito ritiene più giusto il nostro paese. Noi abbiamo anche bisogno di avere delle leggi elettorali che consentano a chi viene eletto, a chi ottiene la maggioranza, di governare per 5 anni, senza dover scendere sempre a patti o compromessi con le altre forze politiche. E al termine di ogni legislatura, se chi ha governato lo avrà fatto nel modo giusto, otterrà probabilmente la fiducia di nuovo dei cittadini, altrimenti lascerà spazio a qualcun altro. Però sindaco, mi scusi, ma mi sembra che Matteo Salvini ha fatto cadere 2 governi, prima con i 5 Stelle, proprio con Draghi. Non siamo arrivati alla fine della legislatura come giustamente sta spiegando lei che dovrebbe essere. Perciò capisce bene che noi ci ritroviamo, perché poi che pagano le conseguenze è il popolo italiano, specialmente i più fragili, diciamocela tutta, perché veramente chi non ha problemi queste cose neanche si pensano, ma quelli che pagano poi queste cadute dei governi sono le fragilità, sindaco, è là, e le fragilità stanno aumentando e nessuno riesce a dare soluzione, perché ripeto, pensioni bassissime, e non è vero che sono basse perché tutti quanti non si sono messi i contributi. Ecco, vorrei spiegare questo, che ci sono persone che hanno lavorato una vita e che i loro datori di lavoro non gli hanno messo i contributi, poveretti, e questi veramente hanno lavorato, ma lavorato. Oppure di stipendi che abbiamo, qui veramente non si riesce a capire come si fa a aumentare 2 euro, 5 euro, però quando la politica si aumenta gli stipendi non è che li aumenta di 2 euro e 5 euro e non ci impiega neanche anni per aumentarli. Capisce, sindaco, che la gente a casa, se non va a votare anche questi punti di domanda che sono molto molto pesanti, perché tutti parlano, tutti dicono, ma alla fine si rimane sempre alla stessa stregua. Vediamo invece cos'è la malattia, andiamo a sentire questo ragazzo che parla di questa leucemia e forse fa capire che forse dobbiamo ascoltare di più i bisogni anche dell'ascolto. Andiamo a ascoltare. Un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni. Eric lo sa bene perché da quando nel 2013 gli hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta, lui non ha mai smesso di lottare, non ha mai abbassato la testa, davvero guerriero. E in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, la sua storia diventa un esempio per tutti, perché Eric, grande appassionato di calcio, sta vincendo la sua sfida più importante grazie all'amore della sua famiglia, ai medici, ma soprattutto
grazie allo sport. Lo sport mi ha aiutato tanto fin da quando avevo 8 anni, da quando mi è stata diagnosticata la malattia. Mi ha sempre accompagnato nel mio percorso di cure chemioterapiche, mi ha accompagnato dopo e mi accompagnerà per tutta la vita. Dopo una lunga riabilitazione, Eric è tornato in campo, a giocare sul serio, a sfidare gli ostacoli di una vita che lui non ha mai voluto aggirare, perché al suo fianco ci sono sempre stati i genitori, il fratello Kevin e la sorella Denise. Mi hanno detto che in pratica la malattia erano gli avversari e io dovevo con la palla scartarli e fare gol, quindi vuol dire salvarmi. E per salvarsi Eric ha fatto di tutto, al punto da chiedere un certificato di idoneità sportiva mentre era ancora in ospedale, perché i guerrieri non vogliono guardare la vita, vogliono viverla. Le emozioni che si provano a tornare in campo sono senso di libertà, felicità, gioia e spensieratezza. La prima volta che ho ricalcato un campo da calcio è stata un'emozione unica, non sembrava vero. La forza la trovo in più punti, uno è la mia famiglia e altri sono per dare un esempio a tutte le persone che magari si sentono sole o si sentono diverse per questa sfortuna, chiamiamola, e questo è stato un punto importante per far sì che continuassi a lottare. Adesso Eric ha un sogno, grande come la sua determinazione. Il mio sogno è di realizzare una squadra di calcetto composta da ragazzi e ragazze che hanno avuto malattie oncoematologiche, perché credo che ognuno di loro abbia una storia e abbia qualcosa da dimostrare. Io penso che siano questi gli esempi che dovremmo portare nelle scuole, sono questi che dovremmo vedere di più nei nostri giornali, telegiornali, perché sono gli esempi dei valori, il valore della vita. Cosa dice Andreina Fusar? Allora posso dirle che noi come AI stiamo già facendo sulla scuola, e ieri c'è stata la giornata del dono e sono andata a salutare questi ragazzi perché erano presenti lì all'Adoces. Praticamente questi ragazzi si sono resi disponibili a fare la donazione per vedere poi, e questo è bellissimo ed è stato proprio dall'AI, organizzato dall'AI anche qua di Treviso, questa formazione, e ha portato questi ragazzi, questo gruppo di ragazzi, saranno stati una ventina, ed è stato bello vederli là perché ci sono anche queste belle cose. Allora vuol dire che se noi li intrighiamo, li portiamo a toccare con mano quella che potrebbe essere un'altra realtà, un'altra storia, loro ci sono, loro rispondono. Capisce il sindaco che forse vale la pena di agire così? Lei parla anche per fatto preso proprio, che lei sa di cosa si parla, ecco, di questi valori che però se noi li andiamo a prendere, i ragazzi cerchiamo di trasmetterli, li sentono perché hanno risposto positivamente. Prego sindaco. Ho ascoltato con attenzione la testimonianza del ragazzo di Eric e dell'aiuto che lo sport può dare. Io prima di fare il sindaco ho fatto l'assessore allo sport e per anni ho fatto attività sportiva diverse anche, e ho sempre pensato che lo sport possa aiutare, possa salvare delle vite, può aiutare dei ragazzi a uscire da brutte strade, ma può anche dare forza e fiducia a ragazzi che si trovano a dover affrontare dei mali come questo, che molto spesso quando diagnosticati ti abbattono mentalmente, non solo fisicamente. Molto spesso c'è chi si arrende ancora prima di iniziare a lottare. Noi quest'estate adesso ci stiamo preparando per organizzare la festa dello sport nel nostro comune, dove avremo anche lì varie testimonianze di persone che hanno fatto dello sport la loro vita e che hanno conseguito dei risultati e che grazie allo sport sono anche riusciti a sopportare, a superare delle difficoltà. Io credo che, come ha detto lei, esempi come Eric si devono portare dalle scuole e si devono portare a conoscenza di tanti giovani. Allora andiamo a vedere anche questo accoltellamento, questa cronaca veramente che ha fatto sobbalzare dalla sedia, ma come si fa a morire per una scarpa, per una parola, ma io non riesco a capire dove qualcuno vuole andare a parare, non riesco a capire questa rabbia incontrollata, inaudita. Andiamo a vedere il servizio.
Una lite è nata da un diverbio dentro la discoteca. Il posto è mio, lasciaci in pace. Le minacce già dentro il locale Playa Loca di via Pagnana a Castelfranco alla baita al lago. Li hanno aspettati fuori in strada vicini alle loro macchine. Il gruppo di amici è uscito e si è trovato davanti 2 ragazzi di origine nordafricana che avevano trovato all'interno del locale. Sono iniziati gli spintoni, volate parole e mani, poi sono spuntati i coltelli. La rissa finita in tragedia. A perdere la vita Lorenzo Cristea, 20 anni, originario di Trebaseleghe. Sulle macchine ancora i segni. Attimi concitati, un'aggressione violenta, feroce. 3 coltellate al torace, una all'addome per un 22enne di Zero Branco, attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva a Castelfranco. Ferito anche un 19enne del posto al bicipite sinistro, trasferito al nosocomio di Montebelluna, e un 18enne che ha rimediato 3 punti di sutura alla spalla destra. È stato lui uno dei primi ad intervenire. Ancora non è certa la dinamica, ma sarebbe stato proprio il 18enne a frapporsi tra i ragazzi nordafricani e gli amici, secondo i genitori, nell'intento di sedare gli animi. È lì che si sarebbe accorto di essere stato colpito alla spalla, momenti velocissimi, secondi, in cui si è consumata la tragedia. Poco distante, infatti, 2 degli amici erano già a terra. Sono stati proprio loro a caricarli in macchina e portarli al pronto soccorso, dove Lorenzo Cristea ha perso la vita. Troppo gravi le ferite riportate. È come il sangue del mio sangue, lui famiglia mia, famiglia sua. Tutti quelli che sono là dentro, tutta famiglia mia sono. Nella concitazione, forse nel momento della fuga verso l'ospedale o forse proprio durante la rissa, anche uno speronamento tra le auto, ora sotto sequestro. Per tutto il giorno c'è stato un via vai davanti alla caserma dei carabinieri di Castelfranco, genitori in attesa dell'uscita dei figli, sentiti tutto il giorno dai militari dell'Arma. Ci sono delle persone su cui stiamo cercando di acquisire elementi sul loro coinvolgimento, nulla di più. Arrivederci. Sull'identità degli aggressori ancora indagano i carabinieri, per ora nessuno è stato posto in stato di fermo. Abbiamo in linea Lorenza da Mestre. Ciao Lorenza. Salve Mirella, buona giornata a tutti. Ascolta una cosa, io telefono innanzitutto per quello che sta succedendo a sti ragazzi, che è una cosa aberrante. Poi io chiaramente ho avuto dei episodi dove abito io. Allora ho avuto un furto con scazzo in garage e ho dovuto rattoppare e mi sono spaventata. Ieri sera sono uscita e ho dovuto affrontarmi anche un tunisino marocchino che appunto hanno preso il vialetto dove vengono parcheggiate le macchine praticamente come parcheggio per le loro biciclette. E questo tunisino, cosa che poi ho chiamato le forze dell'ordine per l'ennesima volta, non sono venute, sono rientrata a casa, mi sono trovata da sola, come al solito, perché è possibile mai che non ci sia un signore qualcosa dall'altra parte della palazzina a intervenire, che c'è questo caos che sta succedendo. Richiamate di nuovo le forze dell'ordine, ho detto guardate adesso io mi sono staccata anche perché io dovevo prendere la pastiglia per il cuore e non è uno scherzo, ok? E le forze dell'ordine non le ho viste, per correttezza le ho richiamate dicendo che io adesso rientravo perché ero stanca dopo quasi 2 ore di fare da piantone fuori, perché chiaramente questo qui andava e veniva e ha subito uno scasso all'interno del garage sia io che un altro condomino, ma questo qui non fa testo perché chiaramente è spaventato, ma lo sono anch'io spaventata prima di tutto in quanto donna, perché trovarmi questo qui di fronte con minacce, con una bottiglia che era strafatto, Mirella ti capirà, avendo anche la Caritas a fianco, i frati meno che meno, perché chiaramente i frati meno che meno, poi vabbè, alla fine sono intervenuti altri 2 signori le palazzine che sono dirimpettai alla mia, praticamente. Ha detto qua bisogna provvedere, i frati non fanno nulla, fanno la Caritas e basta, non vogliono pagare e diciamo di mettere delle telecamere, qualcosa per sicurezza. Io sono stanca, questo è il 3° episodio nell'arco di una settimana, Mirella, e con questo ti saluto. Grazie cara Lorenza, un abbraccio. Andrina, vedevo che volevi commentare questa telefonata, sì, prego. Volevo commentarla dicendo sì, anch'io avrei paura a trovarmi in una situazione, comunque coraggiosa anche la signora che è stata lì a piantonare, a aspettare, perché non è così semplice, così facile, forse perché io sono una
paurosa, non lo so. Sei paurosa, Andreina. Io un po'. Però fa una volontaria, una guerriera, Andreina. Ma assieme Sindaco, alle cosa altre. dice, ecco, di questa cittadina che dice ma devo difendermi da sola, chiamo, non escono? Pensate che io dico sempre che se si lamentano di Treviso basta che vadano a Mestre, non è tanto lontano, per capire veramente cosa vuol dire, ecco, due città vicine, così ma diverse. la differenza della sicurezza che si parla. Prego, Sindaco. Mi scuso un attimo, purtroppo abbiamo avuto dei problemi di collegamento, non ho potuto Niente, c'era una cittadina di Mestre che ha dovuto ieri sera, appunto, dopo aver subito degli scassi in garage, ha incontrato questa persona, ecco, non una brava persona di sicuro, ha dovuto difendersi da sola perché ha chiamato le forze dell'ordine, ma non sono uscite per paura che questa persona entrasse ancora e perpetuasse un furto. Ecco, questi cittadini che si devono un po' autodifendere, perché un conto è vivere in un paese, un conto a vivere in una città, ecco, una città metropolitana oltretutto, che fanno molta fatica a capire perché non arrivino le forze dell'ordine. Prego, Sindaco. Come ho detto prima, le forze dell'ordine purtroppo sono sotto organico e non hanno le capacità per sopperire a tutti quelli che sono molto spesso le chiamate, i bisogni e le esigenze, e non faccio una colpa a loro, anzi io li ringrazio per tutto quello che fanno, perché a volte lavorano anche con strumenti e normative che non li tutelano assolutamente. E purtroppo il sentore di molti cittadini è quello di dire mi faccio giustizia da solo, però non è sicuramente un modo corretto di agire, anzi è sempre sconsigliato intervenire in prima persona a meno che non ci sia ovviamente un rischio grave ed imminente, ma sempre quello di affidarsi alle forze dell'ordine. Cosa fare in questo dato momento storico? Ecco dove deve intervenire il governo, dove deve intervenire lo Stato. Impiegare gli eserciti che abbiamo, visto che ne abbiamo ancora qualcuno, Sindaco, impiegare gli eserciti, perché gli eserciti vengono impiegati quando c'è da mettere in sicurezza i capi dello Stato, i grandi nomi, cioè impiegarli per noi, cioè veramente non è possibile, perché mi sembra che siano anche pagati, cioè non è che si facciano cioè, visto che c'è questa situazione veramente che qualcuno sta alzando sempre di più l'asticella, non mettendo in sicurezza il cittadino, io penso che io non avrei nessun problema a vedere che queste persone girano per controllare la situazione, anzi si sente sempre di più dire che la divisa è un deterrente. Penso che anche la divisa che ha l'esercito possa essere un deterrente, l'abbiamo vista a Venezia quando arrivavi che c'erano. Allora perché non si impiegano, Sindaco? Io non riesco mica a capirlo, visto la situazione che si è creata. Beh, in alcune città io vedo l'esercito dispiegato nelle piazze in alcuni momenti, però è anche altrettanto vero che l'esercito e i suoi vari compartimenti hanno delle funzioni e dei doveri che sono diversi dalle forze dell'ordine che hanno il dovere di pattugliare le strade o noi abbiamo la polizia locale che ha delle funzioni, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato che ne hanno delle altre e i corpi militari dell'esercito che invece hanno delle altre funzioni. Semmai dovremmo investire nell'assumere più forze dell'ordine, abbiamo bisogno di più carabinieri, abbiamo bisogno di più polizia di Stato, abbiamo bisogno di leggi che permettano a loro di poter lavorare in modo concreto, di poter difenderci e difendersi quando è l'occasione, quando si presenta il problema e non come è capitato, ricordo poco tempo fa il caso dell'inseguimento della pattuglia di carabinieri che ha inseguito quel ragazzo straniero in motorino che era sfuggito da un posto di blocco, che finché era in motorino faceva i video con il telefono e che poi purtroppo tragicamente è venuto a mancare a causa dell'incidente, dove contro i carabinieri si è innalzata una parte della politica, si è innalzata una parte di tutte quelle persone che usano i social in modo sbagliato, quando in realtà in altri paesi europei o internazionali per la stessa situazione nessuno avrebbe mai osato prendersela con le forze dell'ordine che stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Abbiamo bisogno di ripartire da questo se vogliamo avere più sicurezza, perché facendo così, se iniziamo ad avere più forze dell'ordine, se possiamo dare finalmente degli strumenti concreti a loro, chi è dall'altra parte, quindi chi pensa di delinquere, si accorge che adesso lo Stato e le persone che indossano la divisa dello Stato hanno gli strumenti per potersi difendere.
cosa che attualmente non viene fatta, non di sicuro perché non abbiamo delle forze dell'ordine preparate, anzi noi abbiamo tantissime donne, tantissimi uomini che portano orgogliosamente la divisa e che fanno il loro lavoro in modo esemplare, ma che devono essere aiutati anche dalla politica tutta, perché io credo che la sicurezza non debba avere un colore e il buonsenso nemmeno, per far sì che chi sbaglia, chi mette in pericolo la vita degli altri nel nostro paese venga punito di conseguenza. Noi abbiamo bisogno di arrivare a questo se vogliamo dare delle risposte concrete ai cittadini. Ma punito, se abbiamo le carceri che traboccano, sindaco, non abbiamo neanche più la possibilità di mettere le persone in carcere perché non ci stanno più. Abbiamo le leggi che fanno acqua da tutte le parti perché non tutelano il cittadino. Vediamo quando questi giudici poi applicano le leggi che vengono fatte in Parlamento, poi il giudice le applica, poi nella maniera giusta o sbagliata non si so, però applica la legge. Capisce bene che non ne andiamo fuori. In attesa di questo cosa facciamo? Veramente, no, io non devo essere fortunata. Lei ha detto in certe città si vede l'esercito, è vero, ma io non devo mica essere fortunata a vivere in quella città. Io pago le tasse e devo essere fortunata ad avere la sicurezza che pago e che dovrebbe esserci indipendentemente dalla città o del paese. Sindaco, i vigili urbani, ad esempio l'altro giorno ha chiamato una persona dicendo ma perché i vigili urbani non fanno i controlli dove ci sono questi cantieri edili per vedere se le persone sono in regola, visto che nessuno si mette il casco, che non sono in sicurezza, abbiamo le morti. Il vigile urbano non lo può fare. Ecco, capisce il sindaco che non ci siamo proprio. Bisogna cambiare le regole, cambiamole, diamo più funzioni, applichiamo di più certe cose con le persone che abbiamo, perché al momento abbiamo quelle, non è che veramente possiamo avere tante all'improvviso, ma se questo esercito in certe città funziona, mettiamoli. Anche a Treviso abbiamo le caserme, o sbaglio? Sì. Cosa ne pensa di impiegare gli eserciti? Anche perché devono fare da deterrente, non è che devono sparare. No, è una forma di protezione. Lei anche. Avrebbe piacere di vedere più pattuglie dell'esercito per le strade? Certo, perché abbiamo bisogno di protezione, purtroppo, perché è un momento un po' particolare, un momento di aggressioni sempre. Negli ospedali come si vive? Perché abbiamo visto anche le aggressioni negli ospedali, com'è la situazione, Andreina? Per quanto mi riguarda, per quello che vedo io quando ci vado, vedo anche tranquillità, non vedo le aggressioni. Capite che non c'è tutto questo? No, almeno per quanto riguarda di quello che vedo io. Quando arrivi al pronto soccorso, quando arriva al pronto soccorso è tutta un'altra cosa, perché magari arrivano che stanno male, arrivano già nervosi, allora di conseguenza non sanno neanche loro come reagiscono male, ecco, alcune persone. Ritorniamo invece alla giornata di ieri con i giovani, perché mi piace tanto puntare su questo. Allora ieri si è visto che se i giovani li intrighi, loro ascoltano e danno anche quello che può essere, ecco, rispondono bene, prego. E cosa chiedevano ad esempio questi giovani ieri? Su cosa volevano essere informati? No, volevano essere informati, io non ho assistito a tutto perché sono andata solo a salutarli, ma c'è stata fatta questa formazione alle scuole Da Vinci di Treviso e poi erano lì perché avevano piacere di continuare a reclutare ragazzi, ecco, diciamo, invogliare i giovani a fare queste cose, a fare queste donazioni, ed è stato bello vedere questo gruppo di ragazzi disponibili per gli altri, perché non è così facile, perché sa, sono giovani. Però, quanti anni avevano questi ragazzi? 17, pensate. L'età dove veramente riesci a capire il valore anche dell'ascolto. Sono importanti queste formazioni secondo il mio punto di vista, perché aiutano anche i ragazzi a capire l'importanza di donare qualcosa agli altri. Ecco. E soprattutto questa giornata che abbiamo fatto in Riva al Sile, Andreina, che è veramente però abbiamo avuto modo di parlarci tra di noi. Sì, di socializzare tra noi. Vediamo anche le immagini, che così rivediamo le immagini. Sì, è stato bello, poi c'è stata quella fase di teatro che è stata molto interessante. Peccato per il tempo, ecco. Però forse grazie al tempo siamo riusciti a parlarci, perché se fosse stato bel tempo ognuno sarebbe rimasto nel proprio gazebo ad aspettare, a parlare
parlare con questi cittadini che sarebbero venuti in passeggiata, perciò la ripeteremo dal 10, pensate, al 13, adesso prima pronta la locandina che ameremo, dal 10 al 13 di luglio. Faremo questa bellissima manifestazione, la continueremo, questa volta invece aperta ai cittadini, perché quella domenica era aperta per conoscerci tra di noi, perché non ci conosciamo, siamo in tanti, ma non ci conosciamo, ed è stato un momento veramente toccante ed importante per far capire che insieme si può vincere la guerra, per le battaglie si devono fare assieme. Ecco, cosa è rimasto di quella domenica? Guardi, è rimasto la voglia di stare assieme, la volta tutti assieme di collaborare, di conoscere realtà che non sappiamo, che non viviamo. Per fortuna che ci sono queste associazioni che danno tanto e cercano di dare tanto, per fortuna, ecco. Ma è stato bello perché ci siamo presentati, ci siamo conosciuti tra di noi, non con tutti perché visto il tempo, però è stata una giornata veramente bella, veramente Sergio bella. da Verona, vai Sergio. Oh, buongiorno Mirella. Buongiorno. Finalmente noi ci siamo sentiti ancora tempo fa, ma bisogna che dica anche la mia opinione su quello che succede in giro, perché siamo presi come marionette noi. Il discorso è che bisogna essere qualcosa più rigidi, prima cosa per la legge. Il giudice deve fare il giudice e non mettersi nella politica. Capisce? Allora si risolve qualche problema. Se no, se si butta in politica è tutta una cagnara, come si dice. Adesso quelli che prendono, ci sono le carceri piene, per carità. Perché sono in carcere? Perché hanno fatto qualcosa, bisogna farli pagare. Dipende da quello che hanno fatto. Io sono buono, non gli metto mica il braccialetto, gli metto il colare. E gli metto a fare le pulizie per le strade, dappertutto, quello che c'è da fare. Il colare a distanza di 100 metri stringe. Quando vedono le persone per terra, bene avvisano, bene arriviamo subito, fra 20 minuti, mezz'ora arriviamo. Ha capito? Bisogna essere rigidi, non farci prendere in giro, che prendono in giro la forza dell'ordine, noi e abbiamo paura di andare in giro di qua e di là. Non si può fare una vita così. Dopo c'è anche un'altra cosa, che quelli dell'est, una volta c'era la frontiera, che ti fermavano, ti controllavano un po' tutto. Adesso c'è aperto di tutto, vengono qui in Italia, combinano quello e dopo ritornano al suo paese, dopo ritornano ancora qui, ma non è mica una cosa così. Bisogna segnalare le persone e si scrive solamente questo qui non viene in Italia neanche come turista. Bisogna segnalarle, cioè le persone bisogna fermarle. Molto non chiaro Sergio, ti ringrazio, sei stato chiarissimo, grazie, salutiamo ancora Verona. Allora Sindaco, come ci saluta, con quale messaggio? Prego. Vi saluto ringraziandovi intanto per avermi invitato e ascoltato in questa trasmissione. Concludo dicendo che in quest'ora abbiamo toccato diverse tematiche sicuramente importanti, che saranno anche le battaglie che la politica dovrà affrontare e su cui dovrà dare risposte nel prossimo futuro. E mi esprimo dicendo che dobbiamo avere però fiducia in chi ci rappresenta, nelle istituzioni e anche nelle nuove generazioni che lottano per avere un paese migliore, un futuro migliore. Vi ringrazio. Grazie a lei, salutiamo Jonathan Maniga, sindaco di Zimella Verona, grazie di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta e con quale messaggio ci lascia Andreina Fusero, Associazione Italiana Leucemie. Allora, io vi saluto e vi ringrazio dell'ospitalità, anche perché sarebbe bello che ci fossero ancora tanti volontari che fanno parte del nostro gruppo, dell'AI, dell'associazione, perché ce n'è bisogno, perché tutti assieme si fa tanto, e la ringrazio. Grazie anche a Andreina Fusero di essere stata con noi. Ecco, questa associazione, un'altra associazione che se non ci fosse dovremmo inventarla. Grazie, pubblicità.
bellissimo che la gente si scandalizzi per dei bambini stesi su un tappeto, no? Che stanno imitando un gesto. Bambini della scuola materna, ripeto, scuola materna. No? E non ci si scandalizzi per altri bambini, no? E non voglio fare l'elenco. Sta con le maestre e l'asilo parrocchiale il sindaco Gianni Montesel nelle ore in cui si registra la tempesta politica perfetta attorno alla visita dei bimbi della materna di Ponte della Priula al centro islamico Emanet, in zona industriale a Susegana, aluni chini a terra con il viso rivolto alla Mecca, immagini che fanno discutere, che lo stesso imam ha spiegato come un gesto spontaneo di emulazione nel corso di una preghiera interreligiosa per la pace. Tant'è, lo stesso ufficio scolastico regionale è stato investito ufficialmente della questione dal Ministero dell'Istruzione, lo si comunica in una nota. Saranno quindi svolti approfondimenti per capire se le norme sulla parità scolastica siano state rispettate. Di prima mattina a chiedere l'intervento dell'ufficio scolastico e quindi del Ministero era stata l'europarlamentare leghista Anna Maria Cisint. Lo trovo inaccettabile, un atto di sottomissione, l'ennesimo atto di sottomissione. Non è questa la strada giusta, non lo è per il nostro paese, non lo è per i bambini e non lo è per nessuno di noi. Bisogna virare nettamente. Suggerirei di rimettere il crocifisso e di raccontare invece tutto quello che è la nostra storia, il nostro cristianesimo, ciò che siamo stati e ciò che vogliamo continuare a essere. Più soft, ma il concetto è lo stesso anche per il sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte. Inopportuno. Io penso che noi dobbiamo lavorare per vedere le chiese piene. E ci sono tante forme per poter spiegare ai bambini anche le altre religioni, non certo quello che è stato fatto in quella moschea. La vedo una forzatura eccessiva, piuttosto spieghiamo bene l'importanza della nostra di religione e facciamo in modo che i bambini, i ragazzi, gli adulti frequentino di più le chiese. Non ci sta la FISM, l'associazione che riunisce le scuole paritarie. Direi che più che polemizzare sarebbe da applaudire, da apprezzare lo sforzo che i nostri docenti, in scuole tra l'altro di ispirazione cattolica, fanno insieme ai genitori e anche al gestore e al parroco di far crescere i nostri bambini in un clima di rispetto reciproco e di fraternità nel rispetto anche di chi ha una fede religiosa diversa, e la cosa è reciproca, tant'è che i bambini di fede musulmana, senza essere costretti, a scuola fanno il segno della croce insieme con i bambini di fede cristiana. E si va a turbare una comunità che da 30 anni prosegue giorno per giorno a creare il proprio futuro con tolleranza, con lungimiranza, con non per stare insieme imposto dalle necessità, ma perché dobbiamo coabitare, cioè col senso della coabitazione e del rispetto reciproco. Questo è stato raggiunto a Susegana in questi anni, no? E deve essere messo in dubbio da chissà che cosa. Saluto Don Giovanni Kirchner, Parco di Santa Maria del Sile Treviso. Mi interessa molto la sua opinione su questo argomento. Abbiamo sentito anche il sindaco di Susegana Montesel. Saluto anche Armando Cunegato, sindaco di Recoaro Terme. Buongiorno sindaco, grazie anche. Buongiorno sindaco, grazie a lei di essere qui. Allora, Don Kirchner, ecco, come commentiamo questo servizio, queste parole? Lei cosa vuole dire? Perché lei sa di cosa si parla, sì. Perché mica facile. Allora, noi non sappiamo esattamente cosa hanno fatto i bambini in moschea, nel senso che abbiamo visto delle foto che riproducevano un momento. Io non credo che siano stati là 30 secondi, ci sarà stata una cosa un po' più ampia e quindi che forse ha fatto capire anche meglio ai bambini di cosa si trattava. A me viene in mente una storiella, una cosa che ho saputo qualche anno fa, no? In India, che è uno dei paesi più popolosi del mondo, il più popoloso del mondo, in India c'è una grossa contrapposizione, no, tra indù e musulmani. I cristiani sono molto pochi, credo meno del 5%, però sono gli unici che riescono a parlare con gli induisti e con i musulmani e quindi fanno un po' da tramite. Siccome tra i due litiganti non si parlano, i cristiani sono quelli che un po', forse anche perché sono pochi, riescono a stare un po' con tutti e quindi fanno un po' questa funzione di riconciliazione. E io credo che sia questo il cristianesimo di oggi nei nostri paesi, no? Quindi non quello di schierarsi contro qualcuno, ma piuttosto di aiutare a dialogare con le persone,
Certo che se io vengo qui a dialogare, devo sapere, ho qualche idea mia, ecco, dialogare non vuol dire che non ho idee e ascolto tutti, dialogare vuol dire che a partire dalle mie idee io riesco a capire anche le tue. E siccome stiamo alimentando un clima invece di contrapposizione e di conflitto, forse c'è bisogno esattamente di qualcuno che invece aiuti a dialogare e a cercare di capirsi. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco di Recoaro Terme, Armando Cunegato, ecco, una lista civica, cosa ne pensa sindaco, se ha sentito questo episodio di questi bambini, sono entrati nella moschea, una scuola materna, prego. Beh sì, ho sentito anch'io, siamo qua tutti un po' informati, sia a livello non locale ma anche nazionale, e un po' anche è difficile esprimersi in questo senso a mio parere, in quanto, come dire, onestamente conosco i fatti per quello che ho sentito e visto anche in questo momento con voi. Certo che l'educazione dei ragazzi va vista a 360 gradi, mi sembra un po' così un po' azzardato il tutto, visto, come diceva anche prima il sindaco di Treviso, correttamente, che la nostra tradizione cattolica deve essere salvaguardata e pertanto certo che bisogna conoscere un po' tutto quello che riguarda, che ci sta attorno anche fondamentalmente, però ecco, le nostre tradizioni devono essere per forza, secondo me, salvaguardate. Non cerchiamo di non uscire da certi spazi che secondo la mia opinione vorrebbero solo confusione, anche perché la fede è una cosa molto importante. Dunque probabilmente a scuola si può parlare di certe cose, però quello che abbiamo visto mi sembra, a mio parere, non tanto consono. Questa è la mia opinione. Sindaco, vedo dietro di lei una chiamata di marzo, cos'è questa cosa che stiamo vedendo con queste due persone veramente con degli abiti anche tradizionali? Prego. Sì, ecco, noi oggi siamo qua e vi ringrazio appunto di questa opportunità. Presentiamo un evento importante che facciamo ogni anno, praticamente sono 2 weekend nel mese di agosto, dove così parliamo e non solo parliamo, ma c'è questa manifestazione della festa dei gnocchi con la fioretta, che è un evento storico da noi. Abbiamo qui di fianco comunque anche i rappresentanti della chiamata di marzo, che è un altro evento importantissimo che viene svolto ogni 2 anni, l'ultima domenica di febbraio, perché collaborano anche loro, come poi durante la manifestazione ci saranno anche delle sfilate e loro rappresenteranno appunto la storia del nostro paese attraverso appunto i costumi, che vedete un attimo anche le foto. Ecco, è un evento importantissimo perché porta da noi in questi weekend, 2 weekend di agosto, tantissima gente, migliaia e migliaia di persone. Ho di fianco a me l'organizzatore dell'evento, che è un evento, ripeto, molto importante e non facile da organizzare, pertanto noi ci siamo affidati a una società che svolge solo ed esclusivamente queste manifestazioni. È stato un successo l'anno scorso, l'altro anno, e quest'anno lo sarà ancora di più. Abbiamo dato anche uno spazio particolare dove l'accesso alle persone, i vari turisti e chi partecipa lo sarà e lo farà in maniera anche molto tranquilla. Recoaro è Recoaro, nel senso Recoaro è la bellezza del nostro territorio, proprio anche dello spazio dove ci sono gli stand, e si può ammirare le nostre montagne, ammirare il valore paesaggistico che ha il nostro comune. Posso passare la parola anche eventualmente al rappresentante appunto della ditta che organizza l'evento, se volete qualche precisazione. Dopo facciamo anche questo nella seconda parte, sicuramente sentiremo anche gli altri ospiti che non ho in scaletta, ma li sentiremo ugualmente. Allora Don, come commenta le parole del sindaco di Recoaro, che non è molto d'accordo su questa apertura? Ecco, fa bene il sindaco di Treviso a non condividere. No, io sento questo bisogno che viene ripetuto, no, di difendere le nostre tradizioni. Allora, io credo che noi abbiamo evidentemente perso un po', in parte, molto, non tanto delle tradizioni quanto della fede cristiana. Che vuol dire concretamente? Quante persone, quanti di noi pregano? Quanti di noi leggono il Vangelo? Quanti di noi vivono la famiglia secondo l'ispirazione cristiana? Quanti di noi vivono il lavoro secondo l'ispirazione cristiana?
La fede non è una questione di tradizioni nel senso di riti che si ripetono sempre uguali, ma di uno stile di vita ispirato dal rapporto con Gesù Cristo. Siccome il nostro modo di vivere attuale ha, non dico spazzato via, ma insomma molto indebolito con queste convinzioni, io capisco che poi molti si sentono un po' disorientati. Però tutto questo non è che si recupera facendo delle manifestazioni tradizionali, ripetendo riti passati. È un percorso che passa per la coscienza e il cuore delle persone e anche l'incontro con le comunità cristiane. Quindi credo che è una questione molto più profonda che non difendere delle pratiche che rischiano di essere un po' esteriori, superficiali. Ecco. Eppure Papa Francesco, negli anni che ha fatto di pontificato, questa semina che ha fatto è proprio su questo: aprire alle religioni, accogliere, integrare. Questo è quello che ha cercato di fare Papa Francesco, anche se con una parte conservatrice della Chiesa, però lui voleva proprio questo, dialogare con tutte le religioni. Però qua si fa fatica a capire questo. Come mai siamo tanto chiusi, usi, tradizioni solo nostri, facciamo le cose nostre? Avete sentito quanta polemica sul crocifisso, sul presepe, che poi si è sciolta come neve al sole? Ecco, c'era qualcuno che stava strumentalizzando, ma erano altri problemi, non era quello. Ecco, cosa vuole dire? Invece di andare avanti si torna indietro? Io credo che ci sono due logiche un po' diverse, no? La logica politica, in senso buono, chiaramente è una logica dei numeri. Vince chi ha la maggioranza. Dobbiamo essere in maggioranza. Se siamo in minoranza ci sentiamo un po' in difficoltà. La logica del Vangelo non è assolutamente quella della maggioranza. Non conta quanti siamo. Non è che una chiesa piena vale di più di una chiesa con poche persone. Non c'è questo nel Vangelo. È la Chiesa che vale la storia. Assolutamente, sono le persone, è la fede delle persone. Io posso avere una Chiesa piena per motivi di tradizione, appunto, perché c'è un funerale e tante persone vengono perché è il loro modo di salutare quella persona e va benissimo. Però tutti noi parroci sappiamo benissimo che certe celebrazioni, tipo la veglia pasquale, giovedì santo, dove ci sono meno persone del solito, ma ci sono quelle convinte, sono celebrazioni vissute bene e che hanno una forza significativa. Quindi io rispetto assolutamente la posizione dei sindaci che giustamente ragionano in termini di maggioranza, minoranza, non possiamo farci mettere i piedi in testa, non possiamo diminuire rispetto a chi ha ad altre idee. Però su un piano di fede non è assolutamente un problema essere minoranza, anzi nel Vangelo Gesù richiama il fatto che alle volte se tutti parlano bene di te, facevano così anche con i falsi profeti. Quindi non è un buon criterio evangelico quello di essere in maggioranza. Allora, visto che abbiamo parlato di tradizioni, dobbiamo correre perché il tempo è tiranno, andiamo a vedere questo video Confraternita dei gnocchi con la Fioretta. Andiamo a sentire e poi con l'altro ospite commenteremo il video.
Allora, prima di sentire il commento degli ospiti che abbiamo a Recoaro, abbiamo Rosanna da Treviso. Vai Rosanna. Buongiorno Mirella, è la prima volta che siamo. Buongiorno. Buongiorno, ma siccome che sono incazzata con quel don, purtroppo la nostra disgrazia è avere questi preti che ormai hanno abbandonato la Chiesa, hanno abbandonato Gesù Cristo per inchinarsi a 90 gradi. Non ce la facciamo più, don. Siamo invasi, abbiamo delinquenti di tutte le specie, nostri, stranieri. Ma che cosa fate? Non ha neanche un Cristo davanti, mi sembra un uomo qualsiasi. Io sono una tradizionalista e me ne vanto di esserlo. Io vi dico solamente, vergognatevi con tutti quei scandali che date voi preti, vero? Come pensate che la gente vada in chiesa? Non si vede neanche un giovane, riflettete con quella zucca, ha capito Don? Non ne possiamo più. Vi ringrazio e arrivederci e mi scusi lo sfogo Mirella, ma quando ci vuole, noi dobbiamo amare è il nostro Cristo, è la Madonna e non gli imam che vadano a casa sua a farsi le moschee, va bene? Grazie. Abbiamo sentito la chiarezza di Rosanna, do a lei sì la parola subito. Beh, non so, non credo che ci sia molto da dire, ecco, non so. Rabbia. È arrabbiata e quindi quando uno è arrabbiato lo lasciamo arrabbiato, non è che... No cattiveria, rabbia. Potrei rispondere solo se l'avessi davanti, così non si può rispondere. Non si può rispondere, però quello che traspare è che siamo diventati rabbiosi perché sono riusciti a mettere l'uno contro l'altro. Questa è la verità, non eravamo così, eravamo accoglienti. Si parlava prima con Don Kirchner, che è un ospite gradito in questa trasmissione, e soprattutto per far capire che se non ci fossero queste figure chissà cosa succederebbe. Queste persone che parlano dei valori e poi non vanno neppure in chiesa, si parlava appunto con il Don, non li vedono, non si sentono e poi vogliono queste tradizioni che sono le loro tradizioni. Se cominciassero a rispettarle anche loro, forse frequentare di più, forse avrebbero una visione più ampia. Allora andiamo a commentare il video, questa meravigliosa pentola fumante che vedevamo. Chi lo commenta? Prego. Beh, passiamo la parola a colui che ha fatto il video e che comunque ha preparato il tutto, che spiegherà un attimo come funziona questa, da dove nasce la fioretta, ecco. Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora, come si chiama? Potete vedere, la fioretta è un derivato della trasformazione del latte. Una volta tolto il formaggio, che è la caseina, praticamente rimangono ancora delle proteine nel siero di latte, che buttando del sale amaro e portando a temperatura affiorano, sarebbe poi la ricotta. Avendo cura di togliere la prima, che è semiliquida, la prima parte che ne sale, facendo andare il fuoco lento, si ricava questa fioretta che può essere mangiata anche così, bevuta, oppure con il pan biscotto, ma qui a Recoaro tradizionalmente viene usata per fare i famosi gnocchi con la fioretta, che impastata questa fioretta con della farina bianca e poi condita con del burro e salvia, dà questo piatto dei sapori antichi e genuini che si usavano una volta. Adesso con la riscoperta dei prodotti tradizionali ha avuto un grande successo anche sulla ristorazione. Prima era praticamente consumato in azienda dai malgari, diciamo così, ecco. Molto chiaro, sentiamo anche l'altro ospite che è nome e cognome per cortesia. Roberto Donolato, Marc Co è l'azienda che gestisce la festa dei gnocchi con la fioretta. Beh, noi quando siamo arrivati a Recoaro abbiamo trovato dopo tanti anni una città sicuramente cambiata, ma abbiamo trovato dei paesaggi unici, continuo a dirlo da quando siamo arrivati qui a Recoaro, sopra Recoaro 1000, Campogrosso ed altri, ci sono degli spettacoli che il pubblico dovrebbe sicuramente vedere. Noi organizziamo questa manifestazione perché siamo convinti che un prodotto tipico come i gnocchi con la fioretta sia trainante per quanto riguarda il turismo. Infatti in pochi anni abbiamo avuto una partecipazione di pubblico
non solo veneto, non solo soprattutto vicentino, ma comunque tutte le città del Veneto, ma anche dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia. Abbiamo dei numeri davvero importanti, quest'anno contiamo di arrivare a 13.000 piatti di gnocchi con la fioretta, che è un risultato importante, importantissimo per il comune di Requaro. Ribadiamo che grazie anche a degli interventi pubblicitari piuttosto importanti, il pubblico che arriva a Requaro non solo viene ad assaggiare i gnocchi con la fioretta, ma ha la possibilità di vedere tutte queste grandi piccole Dolomiti che sono il fiore all'occhiello di questo territorio. Quindi grazie ai gnocchi con la fioretta, grazie a questo prodotto, riusciamo a portare a Requaro davvero tante persone. Quanti lavoratori stranieri avete? Scusi, non ho capito. Quanti lavoratori stranieri avete? Noi come organizzatori non ne abbiamo, perché prendiamo tutti operatori locali, quindi soprattutto studenti universitari. Per il momento, forse l'anno scorso ce n'è stato uno, ma non ne sono certo. Sindaco, com'è Requaro con gli stranieri? Avete queste persone? Come si comportano? Come vivono? Da noi ci sono poche realtà, però ci sono, si sono adeguati, diciamo, al territorio, non abbiamo nessun tipo di problema. D'altronde noi siamo un cul-de-sac praticamente della valle, la maggioranza degli stranieri di varie etnicità sono più nella parte bassa, verso Arzignano, Conedo, dove ci sono le industrie. Qui da noi si vive solo di turismo e della produzione dell'acqua minerale, queste sono un po' le nostre attività principali. Poi negli alberghi ci sono tutte persone del vostro territorio? Pardon, mi scusi. Negli alberghi, chi è che lavora negli alberghi, Sindaco? Sono tutti locali che lavorano negli alberghi, perché voi vivete anche col turismo? Nei locali, sì, c'è tutta gente del nostro territorio, ripeto, non abbiamo grandi diciamo, immigrazioni a riguardo. Quello che posso dire è questo, che noi si sta lavorando adesso con il PNRR a far ripartire le terme, sicché per dare anche la possibilità a locali e non locali di venire a lavorare a Requaro, che diventa anche per noi un'attività importante. Poi chi parteciperà non si fa certo la differenza fra i colori delle pelle, su questo vorrei anche dirlo. Meno male, Sindaco, perché cominciavo a avere anche qualche dubbio, perché questi messaggi che stanno passando, questa rabbia poi dei diversamente giovani che ho sentito mi fa molto riflettere, perché sono quelli che hanno passato le guerre, che hanno visto cos'è la povertà, la miseria, molti figli di immigrati o parenti di immigrati che forse non si ricordano cosa vuol dire non aver da mangiare, non aver acqua, non aver niente, e se la prendono coi più deboli invece di prendersela con le persone che dovrebbero veramente far modo di dare dignità alla persona umana, anche perché mi sembra che siamo tutti nati in Africa, se non sbaglio. Siamo nati là, forse qualcuno non lo dice abbastanza. Don, come vuole commentare questa rabbia che sale di più, anche specialmente quello che mi preoccupa non sui giovani. I giovani sono molto più aperti, sono più accoglienti, sono più sensibili ad altre problematiche, alla sostenibilità, a tante cose che noi non riusciamo neppure a capire cosa vogliono dire queste parole. Prego, perché il diversamente giovane è così arrabbiato? Anche quelli un po' meno diversamente giovani, insomma, che quegli adulti sono arrabbiati a volte. Ma io penso che molte persone, forse la maggioranza, vivono una vita un po' disagiata, squilibrata, no? Tanti dicono ma siamo sempre di corsa per il lavoro, gli anziani spesso sono da soli, le famiglie sono piccole e quindi non si riesce a sostenersi a sufficienza, sia una famiglia giovane che ha bambini piccoli, sia un anziano che ha bisogno di essere aiutato, spesso non ci sono persone sufficienti, all'interno della famiglia bisogna ricorrere a aiuti esterni, anche magari stranieri. Io credo che spesso la vita delle persone è un po' faticosa, è un po' squilibrata, è un po' tirata di qua e di là, e quando uno non sta bene, non è sereno, la prima cosa che fa è cercare di scaricare la rabbia su qualcun altro, dare la colpa a qualcuno. È un processo abbastanza
comprensibile. Io mi chiederei perché la gente è così nervosa. Sindaco, a Recoaro sono nervoso o sono più calmi su queste montagne bellissime? Prego, Sindaco Cunegato, e complimenti anche per il video. Posso aggiungere qualcosa a riguardo? Io credo che ci sia, come dire, una scarsa anche informazione, o si usa il termine populismo oggigiorno. Quello che vorrei dire è che è molto importante: noi siamo un paese di emigrati, noi abbiamo emigrati in Australia, in Argentina, in Brasile, in Germania, cioè nelle epoche, negli anni 60 e 70, anche nel dopoguerra, è stato un paese di emigrazione questo. Dunque da noi, credo, non mi penso di sbagliarmi, c'è un atteggiamento ben diverso, perché c'è una consapevolezza come dire, del sacrificio di chi deve per forza di cose uscire dal proprio paese, dalla propria nazione, per cercare di trovare una qualità di vita diversa. Ecco, ripeto, noi quello che abbiamo lo accogliamo e non facciamo le differenze, e credo che il fatto per cui, ripeto, che siamo un paese di emigranti, Recoaro Terme e non solo, abbia appunto, come diceva lei prima, come dire, un valore diverso il tutto. Ecco, credo che l'accoglienza sia importante, poi è chiaro che c'è il buono e il cattivo ovunque, su questo non ci sono dubbi, però non c'è questo atteggiamento, così vorrei dire, negativo come ho sentito poco fa. Ecco, poi, se mi è consentito, per quanto riguarda l'aspetto della religione, vorrei esprimere anche un'opinione a riguardo, in quanto io sono convinto che l'essere cattolico e credere in un qualcosa significa come dire, rispettare le regole della religione. Probabilmente oggi non è più così, o lo è in parte. Uno crede che sia sufficiente io dico andare a confessarsi o frequentare la chiesa la domenica per aver risolto. La qualità delle persone si misura attraverso altre cose, anche nel rispetto appunto delle religioni e delle tradizioni. Ecco, lì ci sarebbe tanto da ridire, ma io non faccio il sacerdote, pertanto più di tanto non mi esprimo. Certo che il bisogno di fede oggi è venuto a mancare per una serie di motivi, siamo appagati forse da tante altre cose, però la fede si vede anche nel modo in cui uno si comporta tutti i santi giorni nei confronti degli altri, nel rispetto degli altri, nell'onestà, diciamo, ecco, che deve essere di tutte le persone. Credo che sia lì il punto più importante. Dunque trattare chi ha una religione diversa in certi modi, vabbè, adesso non è neanche corretto. Manteniamo la nostra religione, però cerchiamo di applicare. Sono d'accordo con diceva il suo ospite, che alla fine non tutti sanno perché vanno a messa, ci vanno, però ecco, non hanno quella conoscenza, quell'approfondimento del Vangelo, della Bibbia, quello che può essere, insomma, sì, che credo che sia necessario, forse di fronte a tutto questo, fare un po' un'analisi di coscienza di ognuno, insomma, non essere cattivi ma essere solidari, credo che sia importante. Grazie Sindaco, abbiamo Giusy da Dosson Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Allora, devo fare un discorso al padre. Prima non ha risposto alla signora che ha chiamato, perché ha detto che lei non ha nessun simbolo, né crocetta né niente addosso, ma scusi, non dico la tonaca, ma un simbolo che se la vediamo per strada, magari qualcuno ha bisogno di parlare con qualche sacerdote, potrebbe anche fermarlo. Questo volevo dire. Ma perché non fate più, non vi mettete niente, neanche un crocifisso, un qualcosa? Questo voglio dire. Non voglio dire la tonaca, perché ormai è intrigosa anche quella, però di farvi vedere che siete sacerdoti cristiani, questo volevo dire. La ringrazio. Un simbolo del... No, per carità, magari la prossima volta vengo, d'accordo, ma dove faccio il parroco io lo sanno tutti quanti che sono il parroco e mi fermano per strada tranquillamente, non c'è bisogno di farsi vedere.
comunque per carità, se c'è bisogno si può fare, non c'è nessun problema. Non è la prima volta che ricevo questa telefonata, che vogliono vedere il prete proprio che abbia questi simboli che lo caratterizza. Ecco, hanno piacere di vedere addosso questo simbolo, però quello che caratterizza Don Kirchner sono i senza tetto. Andiamo a vedere questo servizio. Ci sono state alcune persone che ci hanno chiamato, che sono venute in più, diciamo, rispetto a quelli che c'erano già prima, perché noi cerchiamo che ogni notte ci sia uno di noi che dorme insieme con gli ospiti. Un appello lanciato tramite i social e che ha trovato risposta. Continua l'impegno della comunità della parrocchia di Santa Maria del Sile a Treviso nel dare ospitalità ai senza tetto. Non gli diamo solo un materasso per terra, ma anche un po' li salutiamo, li accogliamo, gli chiediamo com'è la giornata, ecco. E poi c'è il turno delle persone che vengono la mattina invece a portare la colazione, anche lì sono arrivate altre persone nuove. Credo che sia una opportunità buona per tante persone di conoscere la situazione di queste persone e di incontrarle e di capirle che poi alla fine non sono neanche poi così diversi da noi. 6 le persone attualmente ospitate in chiesa, alcune fuori, ma la richiesta di asilo in parrocchia è molta. Ogni settimana c'è qualcuno che viene a chiedere un posto, è solo che non riusciamo a gestire più di quel numero lì in questo momento e in questo luogo. Aiuto, ospitalità, un pasto caldo, un luogo dove non sentirsi soli anche se per poco tempo. È quello che Don Giovanni Kirchner offre alle persone, il motivo per cui è diventato noto nel panorama trevigiano e non solo. Gesti che fanno politica più delle parole, ma di cui Don Giovanni non vuole prendersi i meriti. Volto e figura di riferimento nel capoluogo di un'ospitalità che abbraccia l'altro attraverso la relazione e la vicinanza emotiva alle persone bisognose. Io ho cercato assolutamente di non espormi. Io questo capisco che è un po' difficile a livello comunicativo, perché voi andate molto meglio, giustamente, a mostrare le persone singole che hanno una faccia, che hanno una storia, che possono diventare dei personaggi. Però in questo caso la storia non è di un personaggio che dovrei essere io, ma è di una comunità, e io capisco che è molto più difficile dare l'immagine televisiva di una comunità, perché dentro questa telecamera qua una comunità fa fatica a entrarci, però c'è, ed è quello il protagonista vero. Qualcuno nel passato ti chiedeva: non dirmi che titolo di studio hai, ma dimmi cosa hai visto. Lei cosa sta vedendo, Don? Rispetto a questa storia qui? Rispetto a questa storia, è una lunga storia, una grande storia. Noi abbiamo concluso questa esperienza a fine marzo, principalmente perché era un po' faticoso per noi, cioè trovare ogni notte uno che dormisse in chiesa con le persone, e quindi quando, diciamo, il clima è stato un po' meno duro abbiamo concluso, anche perché chiaramente la chiesa non è il posto migliore per fare, quindi noi cerchiamo di dare un segno e poi di cercare delle soluzioni migliori. Quando abbiamo concluso, chiaramente le persone si sono accorte, io l'avevo anche detto in chiesa, avevo avvisato, e specialmente le persone anziane, qualcuna ha visto che non c'erano più i materassi, mi ha detto: ma dove sono andati? Non ci sono più. E io ho detto: sono in strada adesso. No, poverini, hanno risposto. Cioè nessuno mi ha detto era ora che se ne andassero. Ma tutti quanti sono rimasti dispiaciuti, perché comunque era diventata una presenza, come dire, un po' familiare, anche se spesso la gente vedeva solo i materassi perché le persone stavano lì di notte ma non di giorno. Quindi io ho visto veramente una crescita ulteriore di una comunità che era già assolutamente sensibile e disponibile, ma il fatto di avere a che fare direttamente con queste persone ha aiutato noi a essere più disponibili, perché quando tu conosci direttamente una persona cessa di essere un'etichetta, uno straniero, immigrato, extracomunitario, barbone, cioè, ma diventa Ahmed, Marco, Tony, quello che è, insomma. Papa Francesco diceva una cosa anche molto importante: i conventi non vanno chiusi, vanno aperti. Perché molti preti fanno difficoltà invece ad accogliere le persone, hanno paura che i cittadini si ribellino, si rivoltino, fanno fatica ad aprire le chiese come
invece ha cercato di fare lei, nonostante abbia avuto anche lei dei grossi scossoni. Prego, Don. Io non ho avuto grossi scossoni. Ho avuto qualcuno che era contrario, ma non erano dei grossi scossoni. E non è la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato lì. A parte il fatto che quella comunità aveva già fatto diverse esperienze di accoglienza e di ospitalità prima che io arrivassi, quindi io mi sono inserito in qualcosa che era già vivo in quella comunità. E non si tratta appunto che il parroco decide cosa fare, questa è una visione un po' antica. Si tratta di fare un percorso con la comunità, cercando di ascoltarsi, di parlarsi, e dentro questo percorso insieme si arriva a capire, a decidere cosa fare. Non è questione di avere paura o non avere paura, è questione di riuscire a mettere insieme le persone e fare un percorso che porti una comunità a capire e a decidere. È più un problema, diciamo, di metodo che non di coraggio, insomma. Io non avevo nessuna voglia di riaprire la chiesa quest'anno, sinceramente, perché sapevo che mi sarebbe costata fatica. Ma è stata la gente che me l'ha chiesto. Avete capito come ha seminato il don? Capite che per smuovere questo don ce ne vuole altro che scossoni. Lui ha capito bene come far parare, anche se questa mattina non ha il simbolo, ma vi posso assicurare che Papa Francesco lo premierebbe di sicuro, come ha fatto anche il Vescovo di Treviso che è andato in questa parrocchia. Sentiamo come ci saluta il Sindaco di Recoaro, perché ormai il tempo è tiranno. Sindaco, come ci vuole salutarci? Allora, mi devi scusare, ma purtroppo non capiamo molto bene. Se può ripetermi la domanda? Come vuole salutarci? Sì, ecco, vabbè, saluto. Intanto vi ringrazio di ci avete accolti a questa trasmissione, che credo che l'analisi che è stata fatta è una cosa molto interessante. Credo, e aggiungo una cosa così, che deve esserci una collaborazione anche fra Chiesa e amministrazione, a mio parere quello che stiamo facendo qui a Recoaro, per chi ha bisogno, per i bisognosi, che non sempre arrivano dall'estero, ma sono anche i nostri bisognosi qua nei nostri territori. Noi siamo un paese di montagna che purtroppo ha tante persone anziane, e questa sensibilità la coltiviamo giorno dopo giorno, ma in stretto rapporto con tutta la comunità religiosa che quella nostra come amministratori. Poi per concluderei dicendo che appunto vi ringrazio molto, l'opportunità di presentare questa manifestazione per noi è molto importante. Magari potrei aspettarvi, se venite qua nel weekend di agosto, a vedere, a filmare, a vedere quello che veramente si fa sulla nostra comunità per questa manifestazione. Chi vuole venire a Recoaro in quei giorni, che appunto sono dal 15 di agosto alla... Veloce Sindaco, poi devo chiudere. Sì, vabbè, ecco, grazie comunque, ecco, alla prossima e buona continuazione, e saluto a tutti quanti da parte nostra. Grazie a Don Kirchner, Giovanni Kirchner, appunto parroco di Santa Maria del Sile Treviso. Grazie ad Armando Cunegato, sindaco di Recoaro Termini, e a tutte queste persone ospiti anche questa mattina. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a tutti voi, oggi vi presentiamo un filettino di manzo alle noci, uva e vino rosso, nel nostro caso sangiovese, altrimenti va benissimo un qualsiasi altro tipo di vino rosso, purché sia abbastanza potente come sapore. Iniziamo a preparare la nostra ricetta prendendo il filetto, che possiamo acquistare già preparato dal nostro macellaio in medaglioni da circa 200-220 grammi ciascuno, e, come vi avevo già mostrato a suo tempo, con l'aiuto di un pezzettino di spago andiamo a legarlo in modo che poi tenga la forma rotonda durante la cottura. Quindi gli diamo un giro, vedete, e poi gli facciamo una doppia asola e stringiamo un attimino. Quando abbiamo fatto questo
il filetto durante la cottura manterrà la sua forma bella tonda. Poi andremo a prepararci dell'uva che ne abbiamo già tagliato a metà, delle noci, un po' di mascarpone, ci servirà anche un po' di rucoletta poi per decorare bene il piatto, un fiocco di burro e un po' di olio per cuocere appunto il filetto. Iniziamo con il sciogliere un po' di burro e un po' di olio in una padella in cui metteremo a rosolare il filetto leggermente infarinato. Quindi prendiamo un po' di farina, ci passiamo il filetto anche sul lato, togliamo l'eccesso di farina e quando l'olio e il burro si saranno riscaldati lo metteremo a rosolare. Ci prepariamo accanto il vino e attendiamo un attimino. Con l'olio e il burro si sono sciolti, quindi possiamo iniziare a rosolare il filetto. Lo faremo dorare per alcuni minuti su ambedue le parti. Quando sarà dorato lo bagneremo con il vino rosso. Da una parte si è rosolato, ora lo facciamo rosolare per un altro paio di minuti anche dall'altra, poi lo bagneremo con il nostro vino. Ora bagniamo con il vino, stiamo sempre attenti a non dar fuoco alla nostra abitazione, lasciamo che l'alcol evapori un attimino, sistemiamo di sale, poi ci aggiungiamo l'uva e alcuni gherigli di noce. Lasciamo che il tutto si insaporisca un attimino, poi ci aggiungeremo il mascarpone che abbiamo tenuto a parte in modo che ci crei la nostra salsa bella densa. Nel frattempo possiamo togliere lo spago perché ormai il filetto ha preso la sua forma definitiva, questo lo possiamo togliere. Ed ora non ci resta altro che aggiungere il mascarpone, riportiamo un attimino su fiamma bassa a questo punto e aspettiamo che il mascarpone si sciolga e ci dia una bella crema con cui condire il nostro filetto. Ci siamo, quindi iniziamo a mettere il filettino nel nostro piatto, ci versiamo sopra la salsa, vedete che bel colore che ha acquistato, 2 foglioline di rucola che creano un bel contrasto di colore e per finire il tutto 2 mezze noci ai lati del piatto ed io ti auguro un buon appetito.